Sì. Allora possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, buongiorno al pubblico presente in sala e a chi sta seguendo questo evento in streaming. Io sono Giorgio Sulligo, Università di Trieste, professore di sistemi elettrici per l'energia, come i colleghi che vedete qui accanto a me. Innanzitutto vi porto il saluto del professor Villaci, direttore di Ensiel, con il quale abbiamo organizzato questi due panel in serie e che si scusa, ma per un imprevisto di carattere personale dell'ultima ora non è potuto essere qui con noi. Dirò io due parole su Ensiel prima di dare la parola ai colleghi e procedere a moderare questa sessione. Che cos'è Ensiel? Ensiel è un consorzio, quindi un'organizzazione che raggruppa circa 25 università italiane che hanno gli studi, le attività di ricerca e di formazione sulle tematiche dell'energia e dell'energia elettrica in particolare. Quindi sta per consorzio sulla ricerca e formazione sull'energia e i sistemi elettrici. Perché come Ensiel abbiamo organizzato questa sessione che riguarda la transizione delle tecnologie, diciamo per il blu, delle tecnologie marittime qui a Trieste? Perché vorremmo dare l'idea e vorremmo capire alcuni concetti, alcune considerazioni sul fatto che l'evoluzione dei mezzi marittimi, l'evoluzione delle forme di generazione di energia dal mare, l'evoluzione delle infrastrutture portuali, che poi non sono solo portuali ma sono uno degli anelli, per quanto un anello importantissimo, delle catene logistiche, delle catene intermodali, tutto quello che muove su diverse scale merci e persone. Vorremmo far capire che ragionare e fare ricerca anche su queste sfide difficilmente si riesce a farlo sulla singola sede, sulla singola località, sulla singola tecnologia. È veramente un discorso di sistema e quindi noi oggi vorremmo affrontare queste tematiche dal punto di vista dello stato dell'arte e quindi vi introdurrò i colleghi che saranno con noi nella prima parte di questo panel e successivamente nella seconda parte con i cosiddetti stakeholder, ovvero con i rappresentanti delle industrie, delle organizzazioni, delle autorità che possono, ognuno con le proprie competenze, diciamo, formare un tassello il cui mosaico generale abiliti questa transizione. Allora, il primo panel si svolgerà con sostanzialmente due giri di tavolo. Nel primo giro ognuno di noi si presenterà e presenterà quali sono le attività di ricerca, un po' le novità che sono in atto, in fase di indagine, in fase di presentazione presso ciascuna di queste sedi. Voi vedete dal programma che oggi abbiamo qui riunite sostanzialmente le università delle città marittime portuali che ospitano i principali porti, diciamo i porti grandi o medio-grandi d'Italia. Poi definire grande un porto italiano rispetto a quello che è il concetto di porto grande, penso a Rotterdam e così via, ovviamente bisogna scalare di un ordine di grandezza, però di quelle che sono le sostanzialmente città portuali rilevanti in Italia. Quindi ognuno di noi cerca di dare il suo contributo come università in rete con le autorità di sistema portuale del proprio territorio e gli altri cosiddetti stakeholder. Quindi questo è il tema che vogliamo approfondire oggi. Inizio io, prima nel senso di cedere la parola ai colleghi, anche per dire come mai ospitiamo a Trieste questo. Trieste come università ha una tradizione di attività di ricerca e formazione su questi temi, ce l'ha sull'ingegneria elettrica, ce l'ha sull'ingegneria navale, ce l'ha su altre scienze ovviamente, anche non ingegneristiche. Dal nostro punto di vista sicuramente sono molti anni che lavoriamo sulle tematiche
dell'evoluzione dei mezzi navali, quindi tutto quello che è non solo impianti elettrici di bordo, ma anche propulsioni elettriche. Forse non tutti sanno che anche le grandi navi che vengono costruite qui accanto a Monfalcone, per esempio da Fincantieri, hanno già da molti anni, da quasi 20 anni, sistemi di propulsione full electric, cioè enormi motori elettrici che fanno la propulsione navale, che muovono le eliche. Da questo abbiamo mosso studi non solo relativamente alle propulsioni, ma agli impianti elettrici di bordo, a come scalare le tecnologie, diciamo, della e-mobility sul mezzo navale anche di diversi tipi, da quello diportistico a quello militare, a navi per operazioni speciali, penso a navi che possono servire i sistemi offshore, o dare supporto alle piattaforme, navi da ricerca, idrografiche e così via. C'è sicuramente una richiesta di applicazioni elettriche crescente. Anche tutta la mobilità interna sui laghi, abbiamo lavorato su prototipi di mezzi per la movimentazione di persone nella laguna di Venezia piuttosto che in quella di Grado e così via. Parimenti, da diversi anni siamo impegnati in un'interlocuzione con le autorità portuali e con i comitati che a livello internazionale seguono gli aspetti normativi di tutto quello che riguarda un po' la standardizzazione tra come dire, gli standard della nave e quelli del porto che la può ospitare, che la può alimentare, alimentandola elettricamente, quindi diciamo spostando una quota di emissioni dall'area portuale. Ecco. Sono situazioni che in altri paesi magari sono più avanti. Oggi cercheremo di capire perché, come dire, cosa manca, se manca più sul lato tecnologico, se manca più sul lato degli standard, della regolamentazione, della regia complessiva e così via. Quindi io chiederei adesso ai colleghi ai quali come dire, passo la parola secondo l'ordine che è scritto nel programma, intanto di presentarsi e di appunto presentare intanto quali sono le attività di ricerca e formazione su questi temi, questi che diciamo che intersecano il tema e il dominio del blu e delle tecnologie marittime in questo momento, e anticipatamente li ringrazio per essere qui con noi. Quindi passo la parola intanto al professor Martirano, che è il collega Università Roma Sapienza. Grazie Giorgio, buongiorno a tutti, è un piacere vedere questo pubblico di giovanissimi che si avvicinano probabilmente vi state avvicinando al mondo universitario, non l'avete ancora iniziato, forse sono all'inizio del percorso universitario. Io sono appunto un professore di sistemi elettrici per l'energia all'Università di Roma, la Sapienza, e in particolare mi occupo di impianti elettrici, io dico post-contatore, cioè gli impianti elettrici di utenza, gli impianti elettrici che dalle microreti a quelle più importanti consentono la distribuzione e l'uso finale dell'energia elettrica, che come sappiamo tutti è il vettore energetico più importante che abbiamo a disposizione, più prezioso e importante che abbiamo a disposizione. Il porto è un sistema complesso estremamente interessante dal punto di vista della ricerca e delle applicazioni, perché è un microcosmo estremamente complesso e energivoro, particolarmente energivoro, che sta diventando sempre più complesso perché sta sposando ulteriori carichi elettrici significativi che sono le navi. Cioè voi immaginate che una grande nave è una città sostanzialmente, è una città che se in qualche modo si pensa di connettere alla rete elettrica terrestre, è come se io in un puzzle aggiungo un macro tassello di entità in termini di potenza e energia equivalente a una città. E quindi immaginate la complessità di questa operazione. La prima cosa che ci viene in mente è che la rete elettrica terrestre, che non è un miracolo come spesso diciamo, i non addetti ai lavori immaginano, pensano che io infilo una spina in una presa e miracolosamente ho sempre disponibilità di potenza elettrica. Non è così, signori.
e iniziamo a capirlo. Dietro quella presa elettrica, anche domestica, c'è un mondo molto complesso e molto delicato, che è preziosissimo. Io credo che sia, non esagero nel dire che probabilmente sia il più grande, come dire, la più grande conquista di questo secolo, l'elettrificazione così affidabile, sicura e garantita di tutto ciò che ci circonda. E noi questa presa deve alimentare una nave. Immaginate, questo è uno dei temi di ricerca più interessanti che stiamo affrontando. Perché alimentare elettricamente una nave? Perché vogliamo evitare che in porto siano attive delle centrali, perché una nave all'interno ha una centrale di produzione di energia che serve per far funzionare tutti i sistemi. Allora si vorrebbe spegnere la centrale interna e collegarla alla rete elettrica nazionale. Questa è una grande sfida ed è uno dei temi più interessanti e più caldi che come università, ma in generale come ricerca, si sta affrontando. E noi come Roma abbiamo un rapporto particolarmente stretto ovviamente con i porti laziali, e mi riferisco in particolare al porto di Civitavecchia, che è un porto importante del Mediterraneo, soprattutto dal punto di vista crocieristico, credo sia secondo solamente al porto di Barcellona in termini di volumi. E immaginate che ogni volta che arriva una nave di quelle dimensioni, a parte tutto il resto, i traghetti, il commerciale, arriva una nave di quel tipo, è come se una grande città arriva a Civitavecchia e in qualche modo bisogna alimentarla. C'è un problema di standardizzazione, è uno dei temi più importanti. Queste navi viaggiano nel Mediterraneo, a volte vengono anche da oltreoceano, quindi bisogna fare in modo che queste reti abbiano le stesse regole tecniche, altrimenti è impossibile far collegarle alla rete. E quindi uno dei temi fondamentali, per cui chiudo il mio primo, Giorgio dimmi se come tempi, chiudo il mio primo intervento, uno dei temi fondamentali che come Roma stiamo cercando di portare avanti è aver istituito un subcommittee a livello internazionale in ambito IEEE. IEEE è un organismo di standardizzazione mondiale che definisce le regole a livello planetario di come standardizzare i sistemi e i componenti, e nell'ambito di Undis Application Society, che è una società che si occupa delle applicazioni industriali, abbiamo costituito un subcommittee, quindi un comitato tecnico, che coordina gli vari enti di ricerca a livello mondiale. Roma è presente come Italia, insieme al porto di Long Beach di California, Taiwan, quindi tutte queste aree collaborano e cercano di definire in modo comune delle regole che in qualche modo devono essere poi condivise. Questo è una delle frontiere più interessanti, a mio modo di vedere, anche per rendere applicativo ciò che studiamo a livello di ricerca. Grazie Luigi. Grazie. Passo la parola al professor Emilio Ghiani. Ci spostiamo a Cagliari, Università di Cagliari. Ciao Giorgio, grazie, buongiorno a tutti. Ciao Giorgio, nel senso che appunto è il ringraziamento principale per avermi invitato in questa giornata. Io vengo dalla Sardegna, quindi la Sardegna, come sapete, è un'isola in cui ci sono per esempio 53 porti turistici. Quindi questo ci ha in qualche modo, diciamo, dato un suggerimento a effettuare anche delle ricerche che riguardano proprio i porti turistici. Io mi occupo all'Università di Cagliari, insegno impianti di produzione dell'energia elettrica. Ascoltavo prima nel video, dall'altra parte, no? Dove eravate prima, immagino, no? Dove si parlava appunto di impianti a fonti rinnovabili, fotovoltaico, impianti eolici, cose di questo tipo. Quindi io insegno agli studenti, diciamo, a progettare questi impianti nel mio corso di studi. E a livello, diciamo, universitario di ricerca mi occupo anche di fare delle ricerche che riguardano anche i porti turistici, in particolare l'applicazione di questi impianti a fonti rinnovabili all'interno, diciamo, dei porti turistici. Questo perché? Perché l'obiettivo, no? Si parla di sostenibilità, è quello di cercare di ottimizzare e migliorare il funzionamento, diciamo, di questi porti dal punto di vista energetico. Cosa significa? Significa, dove è possibile, fare in modo che l'energia che viene consumata in questi porti venga prodotta localmente, oppure fare in modo che l'energia che viene consumata nel porto venga consumata nel modo più efficiente possibile.
Non so se vogliamo mandare avanti un attimo, ho preparato due slide, ok. Quindi qua ho preparato giusto 2 slide per darvi qualche indicazione, no? Quindi voi siete giovani e a volte è difficile anche stare ad ascoltare le persone che parlano senza avere un'immagine o qualcosa, diciamo, da accompagnare quello che viene detto. Quindi come vedete qua c'è uno schema della Sardegna, vedete ci sono tutti i porti della Sardegna, i porti turistici in particolare vengono evidenziati. Una delle attività di ricerca che noi abbiamo sviluppato all'interno dell'Università di Cagliari si chiama questo progetto Poseidon, che aveva la funzione di analizzare il porto, no, come una piccola microrete e cercare di andare a ottimizzare tutto il funzionamento di questa rete elettrica, soprattutto in relazione, diciamo, all'alimentazione di tutte le utenze presenti all'interno del porto, che sono tante di diverso tipo. Un'altra applicazione che abbiamo sviluppato, sempre come attività di ricerca, è stata quella di vedere questo porto come una comunità energetica portuale. Comunità energetica, non so se avete già sentito questo termine, è un termine che ultimamente è molto in voga perché appunto permette la condivisione dell'energia prodotta tra gli utenti. Ci possono essere utenti che producono energia, altri che la consumano soltanto. Quindi all'interno del porto e nelle aree limitrofe del porto è possibile individuare utenti di questo tipo. Alcuni consumano l'energia, altri la producono, e condividere assieme questa energia. In questo articolo in particolare, in questo studio che abbiamo fatto, abbiamo considerato anche l'ipotesi che i consumi del porto, i consumi di tipo elettrico, fossero in futuro molto più alti di quelli che abbiamo adesso. In che modo? Lo diceva già prima Giorgio, con ad esempio la realizzazione, diciamo, la diffusione rispetto ai tempi di oggi delle barche o in generale degli altri natanti da diporto azionati attraverso motori elettrici e batterie. Mi fermerei qui. Perfetto, grazie mille. Emilio, passiamo adesso a Palermo. Vi presento il professor Mariano Ippolito, Università di Palermo. Buongiorno a tutti, grazie Giorgio, grazie per l'invito che ho accolto con molto piacere, non solo per essere qui al tavolo con voi stamattina, ma perché è stata anche ed è l'occasione di ritornare a Trieste dopo, come ti dicevo prima, circa 20 anni, che è una città straordinaria, non solo perché per le competenze in campo scientifico, ingegneristico di cui parlavi tu prima, perché è una città di grande tradizione, di grande arte, di grande storia, e quindi un piacere tornarvi. Allora, io sono Mariano Ippolito, sono il responsabile del gruppo universitario di sistemi elettrici per l'energia dell'Università di Palermo. Vi dico brevemente, vi parlo di una nostra attività recente sul tema, che riguarda uno studio di affidabilità su una microrete ibrida, in parte in corrente alternata e in parte in corrente continua, a servizio di un'area portuale. La rete, non so se abbiamo disponibile, avevo preparato 2 slide, ma in ogni caso, eccola. Ecco, la rete che vedete è una rete di media e di bassa tensione con diversi livelli, sottostante a una cabina primaria da 25 MVA. Vi dicevo, è a servizio di un'area portuale e comprende 2 generatori eolici, un offshore e un mini eolico a terra, un campo fotovoltaico, un sistema di accumulo elettrochimico di tipo stazionario, una stazione di ricarica di veicoli elettrici con un controllo di tipo vehicle to grid e poi delle banchine elettrificate. Prima si faceva riferimento proprio a questo aspetto, quindi per la fornitura di servizi di cold ironing alle unità che sono in porto. Ebbene, per quanto riguarda, diciamo, l'entità e il profilo del carico e la consistenza di questi impianti, abbiamo seguito un approccio di scenario. Abbiamo lavorato su 5 scenari, come li vedete in alto a destra, uno scenario di base e poi 2 scenari al 2030 e 2 scenari al 2040, definiti
diciamo, in armonia con quanto definito congiuntamente da Terna e da SNAM in un recente documento. Allora, per questo sistema e in questa ipotesi noi abbiamo fatto uno studio finalizzato a caratterizzarne il comportamento in termini di affidabilità, come vi dicevo prima, definendo, se possiamo andare avanti alla prossima che è anche l'ultima, abbiamo definito 3 indicatori di stato, 3 indicatori di performance in termini affidabilistici, abbiamo ipotizzato una assenza di alimentazione sul nodo principale, quindi sulla rete di trasmissione. Abbiamo implementato un sistema di simulazione stocastica degli eventi basata sul metodo Monte Carlo e quindi abbiamo caratterizzato probabilisticamente la capacità della rete di alimentare totalmente o parzialmente i carichi privilegiati funzionando in isola, quindi in assenza del nodo principale di alimentazione, utilizzando tutte le risorse e tutta la flessibilità di cui dispone. Ebbene, e concludo, i risultati non sono stati, diciamo, particolarmente positivi, nel senso che in queste condizioni rimane fondamentale la presenza del nodo di alimentazione. In tutti i casi simulati la probabilità di incontrare il carico è inferiore al 20%, in base alle simulazioni che abbiamo svolto. Le cose possono andare meglio, ed è la direzione alla quale stiamo avanzando, se il sistema passa allo stato rosso, cioè di emergenza, non a partire dallo stato verde, cioè di controllo ottimale, ordinario dei carichi, ma ci passa attraverso uno stato arancione, cioè uno stato intermedio di preallerta, perché in questo caso l'obiettivo del controllo non è quello di ottimizzare le risorse come in condizione ordinaria, ma è di prepararsi alla probabile condizione di emergenza e quindi di accumulare quanta più energia possibile in modo tale poi da fronteggiare al meglio l'assenza dell'alimentazione principale. Altre criticità ci sono sugli aspetti dinamici nel passaggio grid on, grid off, ma questo, diciamo, è roba abbastanza coerente con quello che si trova già in letteratura da parecchi anni. Vi ringrazio. Grazie Mariano. Come vedete si cominciano a vedere problemi e soluzioni, problemi diversi, diversi approcci e così via. Adesso dovremmo avere in collegamento via Zoom il collega Fabio D'Agostino dall'Università di Genova. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Spero tutto bene, ci senti? Sappiamo che non hai potuto essere qui per ragioni di forza maggiore che sono piuttosto attuali. Esatto. E infatti l'unico rammarico è quello di non poter essere presente. Prego, grazie, noi ti ascoltiamo. Benissimo. Condivido lo schermo, se dovesse esserci qualche problema interrompetemi perché non ho poi solo feedback parla video. un po' più, tieni il tono di voce un po' più alto, ecco. Ok, sì. Ok. Dovrebbe vedersi lo schermo, sì, me lo sì, confermate? Sì. Ok, benissimo. Beh, intanto grazie per questo invito. Dicevo, l'unico rammarico è quello di non poter essere presente in persona, ma speriamo nei prossimi anni di rifarci dell'occasione. Sicuramente io porto i saluti del professor Stefano Massucco, che è responsabile dell'unità di Genova e che purtroppo oggi non poteva esserci, e che ho piacere di sostituire, la responsabilità di sostituire in questo intervento. Le attività dell'unità di Genova sui temi di ricerca che sono già stati introdotti sono sicuramente in linea con quelli raccontati fino adesso e vedono sicuramente centrale il tema del cold ironing. Il cold ironing, quindi la possibilità di spegnere i generatori delle navi e poter alimentare le navi da terra, è un po' la soluzione, la causa di tutti i problemi in questo senso. È vero che risolviamo un enorme problema, ma ne creiamo diversi. Recentemente ci siamo divertiti a cercare di capire quale fosse la domanda di potenza attesa dal porto di Genova nel caso in cui tutte le navi venissero effettivamente connesse in banchina. Navi di diverso tipo, dal trasporto merci a trasporto passeggeri, alle navi cruise e così via. E quello che abbiamo scoperto in effetti è abbastanza
impressionante, nel senso che se si pensasse veramente da oggi a domani di collegare tutte le navi alla presa di terra, con enorme beneficio ambientale indubbio, e quindi è sicuramente l'obiettivo da perseguire, però nascono una serie di problemi non banali. Ora, qui abbiamo delle stime che possono essere sicuramente raffinate, perché nel momento in cui poi c'è la necessità di fare un pochino di efficienza e un pochino di risparmio, sicuramente si può scendere un pochino, però sono valori enormi, quindi immaginare una città di Genova che da un giorno all'altro si presenta con un porto che richiede centinaia intorno ai 100 megawatt in alcune condizioni operative, e questo è un problema di sistema veramente importante. Perché? Perché diventa un problema di portare potenza dalla rete di terra alla rete portuale, tralasciando gli aspetti geografici che in Liguria diciamo peggiorano la situazione, però anche immaginando di poter disporre di carta bianca per l'infrastruttura diventa un'operazione da pensare, da studiare, che ha un impatto in termini di stabilità della rete, in termini di pianificazione del sistema elettrico anche nazionale. L'idea che nasce dopo aver valutato la possibilità di connettere le navi, aver visto quanto carico producono e cercare di rendere tutto il più virtuoso possibile, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista energetico, dal punto di vista sociale, sicuramente una voce importante è il tema degli smart port, che può essere declinato poi in tanti modi, ma che fondamentalmente sono quelle entità che consentono l'integrazione intelligente di risorse di vario tipo. Questa è un'architettura che vedete nozionale, quindi immaginando di disporre di sistemi di accumulo, sistemi di produzione della fonte rinnovabile, con anche qualcosa in più. Qui c'è anche il vettore idrogeno rappresentato, che vede un interesse per altri motivi e che sicuramente può far parte di un'architettura più complessa, smart, che consenta di integrare sia il vettore elettrico che il vettore idrogeno, come sempre come mezzo di accumulo. Ecco. Per ora mi fermo, poi ci sarà occasione magari di aggiungere qualcosa al secondo intervento. Grazie mille. Molto bene, grazie Fabio D'Agostino. Anche qui stanno emergendo diverse tematiche e anche diversi risultati, diverse scoperte, talune non proprio attese. Ora andiamo a Napoli, Università di Napoli Federico II, do la parola al collega Fabio Mottola. Sì, grazie mille, grazie per l'invito. Io sono professore associato alla Federico II di Napoli e l'invitato era il professore Lauria, che purtroppo vi saluta ma non è potuto venire per problemi familiari. Alla Federico II il nostro gruppo di ricerca di sistemi elettrici per l'energia lavora su due dipartimenti, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie delle Informazioni e il Dipartimento di Ingegneria Industriale, a cui facciamo diciamo, come servizio contribuiamo ai corsi di laurea in ingegneria elettrica sul DIETI, sul Dipartimento di Ingegneria Elettrica, e il corso di ingegneria navale sul Dipartimento di Ingegneria Industriale. Quindi capite bene il nostro forte interesse verso le applicazioni marine e navali dei sistemi elettrici e la loro integrazione con la rete elettrica. Anche noi abbiamo preparato un paio di slide giusto per rappresentare in realtà una miriade di problemi su cui ci siamo confrontati nelle nostre attività di ricerca. Le nostre attività di ricerca che si fanno riferimento sia al sistema elettrico, alla gestione del sistema elettrico di bordo delle navi, e quindi negli ultimi anni è grandissimo l'interesse per l'integrazione di risorse quali sistemi di accumulo piuttosto che anche fonti di energie rinnovabili, ad esempio il fotovoltaico, a bordo delle navi per una gestione efficiente e sostenibile
sia in fase di navigazione sia in fase di collegamento in porto. Noi a Napoli abbiamo anche un porto di importanza, di una certa importanza, perché è abbastanza grande sia per la parte commerciale che turistica, ed è integrato nel cuore della città, quindi deve essere perfettamente integrato in una prospettiva futura con il sistema elettrico terrestre, e quindi nasce l'esigenza della gestione di questi flussi di energia importanti di bordo nave, sia durante la navigazione sia nel momento in cui si va ad interagire con la rete terrestre. In questa slide in particolare c'è il riferimento ad una delle applicazioni anche pratiche in laboratorio con il CNR, l'Istituto Motori di Napoli del CNR, con cui abbiamo anche diverse collaborazioni, forme di collaborazioni. E sostanzialmente quello che si realizza, quello che facciamo noi è nuovi modi di controllare convertitori, sistemi di conversione, per poter sfruttare al massimo queste nuove prospettive che ci offre la disponibilità di sistemi di accumulo, ripeto, e altre forme di energia. E questo è un esempio di collegamento a terra dei sistemi elettrici di bordo. Perché è un sistema elettrico che ha un funzionamento particolare, differente rispetto a quello terrestre. Ad esempio la frequenza di bordo è tipicamente 60 Hz e non 50 Hz, e tanti altri problemi delle tipologie di carichi, da cui nasce l'esigenza di nuove forme di conversione e sistemi di conversione per l'alimentazione in porto delle navi. Va bene, anche io penso che posso fermarmi per il momento. Benissimo, grazie. Rimaniamo in campagna, fra virgolette. Do la parola e vi presento il professor Vincenzo Galdi, Università di Salerno. Prego. Grazie Giorgio, grazie a Trieste che ci ha invitato. Io sono un ingegnere elettronico ordinario di sistemi elettrici, cioè insegno le materie elettriche, ovviamente utilizzando le competenze di base di elettronica come si declinano nel mondo elettrico. Rappresento e coordino il gruppo di ricerca degli studiosi dell'ingegneria elettrica e lavoro nel Dipartimento di Ingegneria Industriale. Un sacco di etichette per dire che oggi la contaminazione e l'integrazione delle conoscenze è quello che il mondo ci chiede, e ciascuno di noi sta dando un piccolo contributo a un'evoluzione che sentiamo tutti i giorni nel telegiornale, in TV, sui media, cioè quello della sostenibilità, di uno sviluppo sostenibile che passa necessariamente attraverso la elettrificazione dei device che utilizzano, dei sistemi che utilizzano l'energia. Quello che oggi serve quindi è avere delle competenze, e la cosa migliore che ci poteva capitare oggi è avere di fronte una platea di aspiranti competenti che ci daranno una mano, non a noi professori, ma a noi paese, a noi sistema, per riuscire a risolvere questi problemi. Servono dei tecnici. Tutte le attività che noi facciamo, le facciamo supportando il territorio, ed è la cosa nobile che viene evidenziata in questa giornata. I sistemi verso il quale stiamo andando sono complessi, avete visto le ricerche che si fanno nelle altre università, altre se le fanno a Salerno e tra un secondo ve le racconto, ma la cosa importante che emerge è che c'è bisogno di conoscenze sulla tecnologia. Non sono cose complicatissime, siamo riusciti a farle noi, le farete pure voi, ma è importante, diciamo, essere sintonizzati su quello che significa oggi innovazione. Innovazione significa prepararsi per riuscire a sostenere questa transizione. Ci vogliono competenze. Dentro i porti o dentro questo sistema che sta cambiando non è detto che ci siano. Noi li affianchiamo, voi li dovete affiancare, li dovete supportare, dovete diventare i promotori di questa attività. Avete la fortuna che in tutte le città di mare, in Trieste, a Trieste in particolare, visto che ci ospita Trieste, queste competenze, la possibilità di acquisirle ci sono, e ci sono anche di eccellenza, per cui non c'è neanche la necessità di allontanarsi troppo. Vi allontanerete quando poi dovete fare esperienza di lavoro nel mondo.
Che cosa si studia? Cosa studia Salerno? Salerno studia insieme, diciamo, nei porti, nella realtà, come le tecnologie elettroniche possono essere utilizzate per il monitoraggio delle risorse che ci sono all'interno, perché tutto quello che riguarda la pianificazione e la gestione parte ovviamente dalla conoscenza. E la cosa importante da cui bisogna partire è avere una tecnologia e un sistema che ti mette a disposizione le informazioni per poter capire cosa succede e capire cosa fare per farlo accadere meglio. Oggi il sistema elettrico è pervaso dalle tecnologie, i porti dovranno essere pervasi dalle tecnologie per consentire a chi fa gli studi che avete ascoltato di poter poi avere i dati per capire cosa è meglio fare. È necessario lavorare, e questa è una cosa sulla quale abbiamo dato un contributo in passato, ma ancora in maniera non tanto strutturata. Lavorare per formare, abbiamo detto. Salerno ha attivato nel corso degli anni passati alcuni percorsi specialistici di 1 anno per formare delle persone che poi venivano introdotte, laureate già, per riuscire a formarle per essere in sintonia proprio con questa specializzazione che viene chiesta all'interno delle aziende. Abbiamo organizzato e realizzato un master, cioè un percorso di 1 anno per quel che riguarda, non era catalogato come master, per quel che riguarda gli esperti di logistica e di tecnologie per la sostenibilità. Nella realtà hanno lavorato e lavorano nel porto, su 15 allievi che abbiamo avuto, 13 alla fine del corso hanno trovato immediatamente lavoro nelle aziende che le hanno ospitate e che si occupano di gestione e sostenibilità dell'energia. Un'ultima cosa che abbiamo fatto, abbiamo lavorato insieme ai porti per l'appunto per diciamo, cercare di capire quali sono le esigenze energetiche e poter pianificare in maniera ragionata e più completa quelle che sono gli sviluppi che il bacino il porto deve realizzare, ma di questo vi parlerò nella prossima puntata. Molto bene, grazie Vincenzo, grazie professor Galdi. E abbiamo come diciamo nel finale di questo primo giro di tavolo collegata, l'ho vista prima collegata, la professoressa Maria Di Corato, Politecnico di Bari. Buongiorno Maria. Buongiorno. Noi ti sentiamo e Spero benvenuta. mi sentiate perché io non sento voi. Sì, noi ti sentiamo. Ah, ok. Sto condividendo lo schermo. Allora, prima di condividerlo però mi presento. Sono Maria Di Corato e sono professore in sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Bari. Insegno nella laurea magistrale di ingegneria elettrica, di cui sono anche coordinatore, un insegnamento che si chiama Smart Grid. Quindi l'idea è quella di integrare tutte le fonti, o almeno la maggior parte delle fonti rinnovabili, la generazione distribuita in queste che si definiscono reti intelligenti, più o meno grandi. Allora, ora condivido lo schermo, spero voi riusciate a vederlo. Ok, lo vedete? Sì. Ok, faccio presentazione. Ok. Allora, vabbè, qui c'è il mio nome. Ho ascoltato gli interventi dei miei colleghi, sono tutti molto interessanti, quindi mentre vi ascoltavo pensavo che cosa potrò dire di nuovo. O comunque di più di ciò che effettivamente tutti gli altri colleghi hanno presentato e hanno illustrato. Allora, innanzitutto vi dico che il porto di Bari è grande,
nell'ottica che diceva Giorgio, per quello che ne so io è grande, però ovviamente se la confrontiamo con Rotterdam non lo è poi così tanto. L'autorità portuale di Bari include tutti i porti della Puglia, quindi Manfredonia, Barletta, Monopoli, Taranto, Brindisi e anche Termoli, che però non fa parte della Puglia, però l'abbiamo adottata. E quindi che cosa abbiamo fatto a livello di ricerca? Abbiamo diciamo, adattato le nostre competenze al porto, quindi noi stiamo materialmente, nel vero senso della parola, realizzando questa micro rete in corrente continua in un sito del porto, e devo dire che questo impegno mi sta portando via un bel po' di tempo, perché mi sto cimentando proprio nella realizzazione materiale di questa microrete, che è un dimostratore tecnologico finanziato nell'ambito di progetti europei. Siamo quindi in partner di NLX Way nella realizzazione di questa microrete in corrente continua, che è costituita da una pensilina fotovoltaica con delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici, vehicle to grid, quindi bidirezionali, che vanno ad alimentare quindi qui vanno ad alimentare i veicoli utilizzati dai dipendenti dell'autorità portuale. Quindi lo studio è stato fatto per coprire il carico proveniente quindi dalla richiesta di mobilità dei dipendenti dell'autorità portuale all'interno dell'area, e quindi abbiamo dimensionato e stiamo realizzando questa microrete in corrente continua, che quindi alimenterà i veicoli, come dicevo, dei dipendenti dell'autorità portuale. Ci sarà quindi il tutto, l'elemento innovativo, almeno lo era quando abbiamo cominciato a pensarlo, è il fatto che ci sia un bus in corrente continua che alimenti tutti questi elementi, cioè l'impianto fotovoltaico, la batteria e le varie stazioni di ricarica. Tra l'altro, sempre nell'X-Way inserirà nell'ambito del progetto Progressus, che è ancora in corso, una stazione di ricarica fast charging, in modo quindi da realizzare quindi questa microrete e fare sperimentazione relativamente quindi alla gestione di carichi su un bus in corrente continua. Ora, oltre alla collocazione quindi nell'ambito del porto, l'idea è quella quindi che gli studi che quindi stiamo facendo e che stiamo portando avanti riguardano la possibilità di ripetere questo modulo, perché è un vero e proprio modulo che si può ripetere uguale o anche con delle varianti sul tema, in modo da avere quindi una serie di microreti all'interno del porto che vadano ad alimentare diversi tipi di carico. Quindi in questo senso stavamo già pensando alla possibilità di pensare al porto come una comunità energetica, come già lo accennava Emilio per quanto riguarda la Sardegna. Quindi mettendo in comunicazione e anche fornendo reciprocamente dei servizi tra queste microreti. Maria, sì. Ci stai spoilerando il secondo giro, allora io ti chiedo di intervenire nel secondo giro di tavolo, che è quello nel quale, ma in maniera molto sintetica adesso ai colleghi, quindi proprio flash, io chiederò o stavo per chiedere appunto quali sono le di fatto collaborazioni in atto con le rispettive autorità portuali e autorità di sistema portuale, diciamo col mondo marittimo
rispetto al quale siamo un po' in presa diretta. Tra l'altro ci è anche molto ingolosito facendo vedere questo tipo di applicazioni. Provo a essere bene, allora mi sintetico. interrompo e poi ne riparliamo se volete esatto. alla prossima puntata. Al giro di tavolo successivo. Provo a dirlo io sinteticamente per quel che riguarda Trieste. Allora, Trieste come università collabora con l'autorità di sistema portuale e con altri stakeholder da molti anni su queste tematiche. A un certo punto è emersa una richiesta, un fabbisogno legato a quelli che sono i piani di sviluppo del porto di Trieste, nuove concessioni, nuovi terminal, eccetera. E in più con, diciamo, il boost dato dal PNRR, da finanziamenti rilevanti del PNRR, che hanno portato a un certo punto a mettere insieme una richiesta, un fabbisogno aggiuntivo nell'ordine dei 160 megawatt di potenza elettrica, quindi da aggiungere a quella che la città già impegna. La città di Trieste ne impegna circa 110-120, probabilmente ne ha installati circa 140, quindi capite bene che una richiesta di questo tipo va a più che raddoppiare quella che è la potenza di cui in qualche modo necessita il territorio. Quindi ci siamo detti, tanto tutta questa potenza non c'è, quindi come fare per approvvigionarla? E quando dico ci siamo detti, un po' la cosa diciamo, il lavoro è corale, quindi autorità portuale, la multi-utility, e infatti ne parliamo tra un attimo nella tavola rotonda successiva, quindi la multi-utility che gestisce il servizio di distribuzione, Terna, quindi chi ha il compito di alimentare poi il distributore ed eventualmente rinforzare o rimagliare i nodi della rete di trasmissione nazionale a cui è attaccata tutta la città o un pezzo di regione. Quindi capite quanto diciamo sale di scala, può salire di scala il problema. Stiamo quindi lavorando su questo. Sicuramente uno dei temi più importanti, secondo me più delicati, è quello di una stima corretta dei fabbisogni, perché questi 160 invece vanno, come dire, spalmati nel tempo, quindi fattori di contemporaneità, in modo da non fare somme che poi non sono in realtà corrette, geograficamente, quindi quanta potenza è richiesta in quali terminal, in quali punti, e così via. Collimare questo con eventuale autoproduzione, con l'autoproduzione diciamo di prospettiva del territorio, eccetera. Quello che ci sembra però, e su questo vi chiederò anche un commento, è che simili richieste, come dire, nel momento in cui si riesce a realizzare un progetto ben pianificato, possono veramente cambiare il volto anche del territorio che accoglie il porto, perché è chiaro che con disponendo di simili come dire, capacità si può dare il via alla mobilità elettrica, si può dare il via alla reinfrastrutturazione elettrica, per esempio dei riscaldamenti domestici o delle cucine, si può dare il via alla reinfrastrutturazione di un'area come quella in cui ci troviamo oggi, quindi tutto Porto Vecchio e così via. Quindi, come dire, da un fabbisogno delle autorità portuali e degli operatori, dei concessionari, l'opportunità anche di crescita e di sviluppo per il territorio che sta intorno. Su questo vi chiedo un commento rapidissimo perché sapete dobbiamo tenere i tempi. Sì, rapidissimamente, diciamo, la nostra attività con l'autorità portuale e in particolare con la società che gestisce la rete elettrica del porto di Civitavecchia, che è Porto Utilities, e negli ultimi tempi è proprio finalizzata a un concetto fondamentale, che poi è l'aspetto più importante dell'ingegneria, cioè la sostenibilità. La sostenibilità è fondamentale, la sostenibilità abbraccia tutti gli aspetti ambientali, ma anche economici, ovviamente, tecnici, amministrativi, tra virgolette burocratici in un certo senso. Quindi è un'operazione molto complessa questa. Noi come Civitavecchia abbiamo fatto uno studio anche, come dire, un po' minimalista e ci siamo assestati su valori di potenza. Attualmente Civitavecchia ha un impegno in termini di megawatt dell'ordine di 5-6 megawatt di assorbimento di punta e con uno studio minimalista, tra virgolette, quindi con una elettrificazione minima, arriviamo sull'ordine dei 14-15 megawatt aggiuntivi
e stiamo studiando la fattibilità tecnica di questa operazione, che non è semplice. Volevo fare un commento brevissimo a quanto ha detto Mariano, che secondo me è uno spunto estremamente interessante. Quell'arancione per me è fondamentale, cioè noi abbiamo sentito parlare di smartizzazione, che ovviamente è la sfida che ci aspetta. Gli studi che stiamo facendo con Civitavecchia riguardano anche quell'aspetto, cioè stiamo cercando di costruire un modello, quello che viene chiamato un gemello digitale, per analizzare il comportamento della rete in situazioni che in qualche modo si possono prevedere. E allora c'è questo passaggio, si passa dallo smart al wise, cioè non è sufficiente essere intelligenti, bisogna essere saggi, non intelligenti, bisogna applicare l'intelligenza in modo coerente, non furbi. E la saggezza è quell'arancione, cioè il saggio cosa fa? Cerca sempre di ottimizzare, ma nel momento in cui si è in difficoltà l'ottimizzazione deve lasciare spazio alla sicurezza, che è un concetto fondamentale nei sistemi complessi come quelli portuali. Grazie. Emilio Ghiani, Porti Grandi, Darsene, Sì, di Porto. Anche noi abbiamo delle collaborazioni con l'autorità portuale, giusto per parlare sempre a questi ragazzi che sono qua presenti, no? Io non so chi di voi sappia cos'è il PNRR. Sapete cos'è questo PNRR? No? Tradotto in modo molto semplice, sono una montagna di soldi che stanno arrivando anche ai porti per ammodernare questi porti. Il problema è che questi soldi possono essere spesi soltanto se ci sono delle idee, se ci sono dei progetti, se c'è qualcuno che aiuta, tra virgolette, anche le autorità portuali a identificare delle soluzioni tecniche che possono portare, diciamo, un miglioramento dell'efficienza energetica, come dicevamo prima, l'uso di fonti rinnovabili, lo sviluppo del territorio. Quindi le università in questo momento hanno anche questo ruolo, fornire questo supporto, che è quello che noi stiamo dando anche nel caso dell'autorità portuale della Sardegna. La cosa fondamentale, però, mi riaggancio anche a quello che diceva prima Vincenzo, è che per far questo sarà necessario avere anche, diciamo, tanti giovani che possano darci una mano in questo nel futuro che verrà. Ottimo, poi su questo sì, una considerazione la farò anch'io. Mariano? Sì, allora io sarò molto breve, anche perché, come dire, sulla domanda non ho quasi nulla da dire. No, chiarisco. A Palermo abbiamo una pluriennale esperienza di collaborazione sinergica con l'autorità marittima, che gestisce 4 porti: il porto di Palermo, il porto di Termini Imerese, quello di Trapani e quello di Porto Empedocle. Tuttavia, con riferimento specifico a questa sfida enorme, cioè il cold ironing, in relazione credo a 2 fattori: alcune variazioni nell'assetto, nella governance dell'autorità da una parte, dall'altra un quadro regolatorio ancora non perfettamente, diciamo, a fuoco e definito. Su questo aspetto al momento non esiste ancora, diciamo, una collaborazione, quindi l'università non sta partecipando di fatto all'attività che l'autorità comunque sta svolgendo sul tema. Ha fatto i primissimi passi dall'anno scorso, affidando ad un professionista esterno, con una gara pubblica, eccetera, uno studio di fattibilità generale dell'elettrificazione delle banchine, a cui seguirà la progettazione preliminare. Quindi siamo ancora nelle primissime battute, sicuramente siamo in ritardo rispetto ad altri porti, e confidiamo comunque nel fatto di riuscire a concretizzare, diciamo, una collaborazione come abbiamo sempre fatto. Grazie. Fabio D'Agostino da Genova. Eccomi, sarò brevissimo. Se posso continuo a utilizzare la slide che mi dà una mano vista la condizione da remoto. Molto velocemente, una bella collaborazione che abbiamo avuto recentemente con Regione Liguria e Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, l'Università degli Studi di Genova ha finanziato questa infrastruttura di laboratorio, molto finalizzata agli aspetti tecnologici, sicuramente con una parte di simulatore real time e di hardware in the loop. Si chiama con Ship in the Loop, che evoca la presenza di un simulatore di plancia, classe B, quindi in grado di
di simulare le condizioni fisico marine della nave e sulla base delle condizioni meteo marine, che questo mi lancia la cosa che forse interessa di più e con cui vorrei concludere, a tutto un aspetto di formazione del personale marittimo. È vero che questo laboratorio nasce anche con questa duplice funzione, ma è anche vero che sempre all'interno dell'Università di Genova ci stiamo occupando di formare personale di bordo, perché si trova a gestire navi con livelli di tensione che non sono più trascurabili e la shore connection stessa, parliamo di connessioni a 11.000 volt, quindi il personale deve essere addestrato per poter gestire quel tipo di attrezzature, quel tipo di tecnologia in modo sicuro. Grazie, grazie mille Fabio. Grazie, grazie a voi. Ne approfitto e chiudo per ringraziare il professor Sulligo in particolare per l'invito all'evento. Grazie. Grazie a te. Passiamo a un altro Fabio Mottola. Quindi Federico II, Napoli. Velocissimo. La particolarità di Napoli, come ho detto prima, è che il porto è nel cuore della città, è la città stessa. Non c'è solo il porto, che comunque è grande, continua sul Molo Bereverello, continua verso Mergellina, insomma. E quindi la richiesta che ci viene da anni di collaborazioni dall'autorità portuale riguarda la sostenibilità ambientale in senso lato, la qualità dell'aria e la sostenibilità economica anche di questa importante infrastruttura. E questo non può che venire, l'abbiamo capito oggi, dall'elettrificazione e dall'integrazione con la città. Allora la domanda precedente, cambia il volto del porto vuol dire cambiare il volto del territorio, a Napoli vuol dire cambiare il volto della città. Allora, e chiudo, tra le varie collaborazioni che abbiamo in atto mi fa piacere citare proprio l'ultima. Con il professore Villacci, che è membro del nostro gruppo, facciamo parte di una commissione nominata da poche settimane che mira all'efficientamento, all'uso razionale ed economico dell'energia elettrica nel comune di Napoli, e questo non potrà che evidentemente coinvolgere anche l'aspetto dell'integrazione con il porto. Chiudo così siamo più rapidi. Grazie, ma sempre sulla Campania, Salerno. Allora, l'integrazione con il territorio, la cosa che diceva il collega Mottola è la cosa che rende vincenti le situazioni. La nostra università, il nostro gruppo di ricerca, insieme alle altre università campane, fa parte di un comitato tecnico-scientifico che ha voluto la comunità portuale del Mar Tirreno Centrale, che coordina i porti di Salerno, Napoli e Castellammare di Stabia, dove c'è Fincantieri, per quel che riguarda gli aspetti di sostenibilità. Ci sono due elettrici, io sono uno dei due rappresentanti elettrici, e poi ci sono dei colleghi di fisica tecnica, perché monitorano i due vettori energetici, il calore e l'energia elettrica, che più di ogni altro impattano sulla sostenibilità. All'interno di questo comitato, prima della costituzione di questo comitato, ci siamo fatti promotore nell'ambito di un accordo con la città, il comune quindi di Salerno, capoluogo, e l'autorità portuale che allora era di Salerno, della elettrificazione attraverso la definizione dei requisiti e soprattutto la realizzazione delle infrastrutture primarie, senza le quali non è possibile, come è emerso dalla discussione, parlare di elettrificazione, perché diceva il professore Sulligoi, noi abbiamo, dovete immaginare, in un'area come quella del porto, un'altra Trieste o un'altra Salerno o un'altra Napoli, quindi significa che bisogna progettare, conoscere, progettare e pianificare, ed è un lavoro che si fa solamente lavorando insieme. Quindi, ripeto, è stata sviluppata, portata in approvazione al Ministero ed è in fase di realizzazione lo sviluppo di un nodo che alimenta solo il porto. Salerno ha 2 cabine primarie, adesso forse se ne farà una terza, ce ne sarà una dedicata ad hoc solo per il porto, e questo nasce proprio dalla collaborazione con l'università, il comune e l'autorità. Lo stesso lavoro lo stiamo replicando su Napoli. All'interno del porto abbiamo identificato una serie di esigenze e con l'aiuto di Terna e con l'aiuto di e-distribuzione stiamo immaginando di trovare un assetto che, come diceva il professore Mottola, non porterà nient'altro che benefici a tutta la comunità, quindi al comune
e ovviamente all'autorità portuale. Grazie. Grazie mille Vincenzo. Maria, se ci senti, lasciamo a te una battuta conclusiva. Sì, va bene, grazie. Allora, quello che vi ho già spoilerato, come ha detto Giorgio, è solo l'ultima fase di una lunga collaborazione con l'autorità portuale. Abbiamo portato avanti degli studi per la realizzazione, diciamo, possibilmente di impianti a fonte rinnovabile per coprire parzialmente i carichi. Abbiamo anche fatto degli studi sul cold ironing tempo fa, però alla fine poi non si è concretizzato nulla. Però al momento abbiamo appunto, nell'ambito del progetto che vi avevo già illustrato prima, abbiamo questo protocollo d'intesa tra Politecnico, Enelix e Porto, l'autorità portuale, per la realizzazione di questo dimostratore che vi ho illustrato. Noi faremo quindi degli studi sempre previsti nell'ambito del progetto europeo per 5 anni a conclusione del progetto, e poi questa microrete verrà ceduta all'autorità portuale, che potrà utilizzarla diciamo, per i suoi scopi e fini. Comunque abbiamo in atto altri tipi di collaborazioni. Questa è quella più concreta e visibile che al momento possiamo esporre. Concludo qui. Bene, grazie mille. Adesso abbiamo, prima di lanciare l'ultimo intervento di questo panel, che è stato videoregistrato perché dall'MIT, insomma, per ragioni di fuso orario non era possibile avere una diretta, però faccio una considerazione. In effetti molti dei colleghi che sono intervenuti, ma penso questo verrà confermato anche nel panel successivo, hanno sottolineato l'esigenza poi di figure specializzate, formate su questi temi. E quindi una considerazione che faccio rispetto a quella che è un po' la percezione diciamo del futuro dei giovani. Se ne è parlato prima nella sessione inaugurale. Io ho visto anche i risultati di un sondaggio, proprio domani dovremo commentarlo anche, sull'idea di un futuro di precarietà o di un futuro nel quale per forza bisogna spostarsi, bisogna emigrare, eccetera. Guardate che oggi abbiamo parlato di investimenti, di piani che sono addirittura già finanziati, pluriennali. Abbiamo parlato di ambiti nei quali è richiesta la figura di professionisti qualificati e lo vediamo tra un attimo col panel successivo, lo sentiamo dire da stakeholder italiani o addirittura di questo territorio. Quindi tenete conto che determinate soluzioni, anche per la modernizzazione, diciamo, dei porti, delle tecnologie marittime, dei mezzi navali, delle città, che poi sono fra le città, come dire, più prospere del paese, dei paesi in generale, sono legati a queste tecnologie e rispetto a questo, insomma, un ingegnere che si forma in Italia, che fa 5 anni di ingegneria, e quando esce non è un super tecnico, è un progettista, cioè qualcuno che è addestrato poi a progettare questa transizione, a cavalcarla. Quindi, come dire, a cavalcare questo futuro, a prevederlo. Quindi, insomma, sceglietelo in qualche modo. E in qualche modo con queste, ognuno di noi dà un piccolo contributo, le università sulla ricerca e la formazione, le nostre industrie, però portano soluzioni ovunque al mondo, lo fa Fincantieri, lo fa Terna, lo fanno molte aziende che si integrano veramente sullo scacchiere mondiale. Un piccolo anche esempio di questo è racchiuso nel filmato che facciamo vedere tra un attimo, nel senso di dire, a un certo punto, con una preparazione solida, da questo territorio si può arrivare ovunque. Noi abbiamo fatto, vi facciamo vedere adesso il progetto con l'MIT, che è spesso classificata nei ranking, è sempre sul podio nella classificazione delle università mondiali,
un progetto sulle metriche di riutilizzo in senso sostenibile di Porto Vecchio di Trieste, cioè come valutare in senso sostenibile le diverse progettualità che possono riguardare l'area nella quale siamo seduti. Questa cosa è andata avanti per un paio d'anni, loro sono venuti a fare una sessione di rilievi a giugno, noi siamo andati a trovarli a Boston a fine agosto. Questo è il risultato, diciamo, a questo punto. Se può lanciare la registrazione, io intanto ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti nella prima fase e chiedo intanto ai colleghi della seconda fase del panel di raggiungermi sul tavolo. Intanto guardiamo. Grazie. International planning and design firm. I'm happy to be joining you for the SEA Summit and presenting opportunities for Trieste as a resilient port city. I am joined by Shannon Hasenfratz, a graduate planning student and researcher at MIT, also co-presenting today on our research efforts with the University of Trieste. For the past 1.5 years, MIT and the University of Trieste have been collaborating on a MISTI research project focused on creating a sustainability framework for the urban regeneration of Trieste's Vecchio. Building off this work with the great faculty and researchers in Trieste, we have been focusing on land use, environmental systems, electrical infrastructure, mobility, and climate change as some of the components of the framework. Our research context and process has really revealed a goal to develop a sustainability redevelopment framework to thoughtfully inform the future composition of Porto Vecchio and identify metrics to track the potential impacts of future development. Now, in Trieste, we met with several stakeholders to discuss thoughts on the future of Porto Vecchio as a potential regenerated area of Trieste. These perspectives from the Port Authority to urban and transportation planning to infrastructure created interesting discussion key themes. The recurring themes that emerged from the many different perspectives included all infrastructures need to be rethought in regards to being upgraded or implemented to meet sustainability goals and the continuing effects of climate change. A second theme was thinking about the historic preservation of the historic structures on site and knowing that those structures should be designed and planned with regulations in mind, but balanced with sustainability and resilience aspirations. They should be functional and welcoming. A third theme was thinking about the mix of uses that can contribute to the economic, educational, and cultural well-being of residents. Fourth was the idea that there is great economic potential in leveraging access to the waterfront and making room for innovation on site. Fifth, the mobility strategy would really need to balance the interests of passenger and freight transport to, through, and adjacent to the site. And then sixth, understanding that jurisdiction and ownership is critical for understanding the interests in determining the feasibility of development opportunities for Porto Vecchio. Jurisdictional responsibilities span scales from local to regional to national level agencies, while interests vary across public and private spheres. So the evolution of Porto Vecchio and Trieste. Port cities really face complex and unique risks due to their location at the intersection of land and sea. Trieste's historic evolution as a port city shows a changing waterfront morphology that is driven by economic, environmental, social, and urban drivers. The interface between port and city has evolved to show a period from ancient medieval to mid-19th century urban identity of the Emporium with a symbiotic relationship of city and sea with the old port. Trieste evolved in the late 19th century with a new port and the physical separation between the port and the city. By the 20th century, Trieste's port extends port activities into extra urban areas. And in the last 50 years,
continued advancements in technology and efforts in redevelopment of the urban waterfront have been examined to rethink the distinct areas of the tripartite zones of the Old Port, the downtown central area of the central urban zone, and the new port of the city. So what is the future of Trieste, and how is Porto Vecchio contributing? The next stage of Trieste's evolution might focus on a resilient port city that reimagines Porto Vecchio as an economic center, anticipating jurisdictional shifts, climate change, and cultural assets integrated into the future planning. How can a framework guide future opportunities for Porto Vecchio? Andato. Ok, bene, forse c'era un pezzetto che si è perso, ma comunque perché abbiamo fatto vedere questo? Perché sono metriche che guardano effettivamente un Porto Vecchio praticamente near zero emission, che può essere un qualcosa di abilitato dalla transizione di cui parlavamo prima, quindi un porto nuovo che traina e consente, diciamo, con la reinfrastrutturazione complessiva di rivedere diverse aree. Questo può valere per Porto Vecchio, può valere per delle aree industriali, per la zona di sviluppo, per il retroporto e così via, no? E quindi questo ci consente di introdurre il tema della seconda, diciamo, la seconda parte di questo panel. E cominciamo proprio col dare la parola all'autorità portuale. Vi presento il dottor Vittorio Torbianelli, che è segretario generale dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale. Segretario generale Torbianelli, la transizione, diciamo, con le premesse abbiamo visto prima, quanto deve assecondare il fabbisogno dei terminalisti dei traffici e quali difficoltà però pone affinché sia messa, come dire, sulle giuste rotte? Ma intanto buongiorno, io sono anche molto contento di essere qui a questo Sea Summit a parlare di questo tema assieme innanzitutto a un tavolo che è veramente importantissimo, perché alla fine intorno a questo tavolo ci sono poi anche gli attori che effettivamente aiutano a fare questi percorsi, perché non siamo da soli, quindi è bellissimo che ci si incontri anche in questa occasione assieme. E poi perché ci sono tanti giovani. Le sfide per un porto sono oggi importanti sul piano dell'energia, in particolare dell'elettrificazione. Come avremo modo di capire, forse avete già intuito dai discorsi precedenti, uno di questi aspetti è, diciamo, l'elettrificazione sia delle banchine ma anche di tutta una parte operativa, perché l'elettrificazione sta entrando, dopo vi farò alcuni esempi, anche nell'idea dell'uso dell'elettricità in modo sempre più importante per la movimentazione nei terminal, oltre che per l'alimentazione, diciamo, della nave. Faccio l'esempio delle crociere, avete intuito che è molto importante, ma dall'altro anche su altre sfide che sono forse marginali in una città come Trieste, che non ha grandi zone, ma sono comunque la produzione di energia da fotovoltaico o da altri sistemi, o l'accumulazione, l'integrazione con le smart grid, in cui il porto in fin dei conti va inserito, oltre a delle sfide che sono forse un po' più ampie, più lontane, come l'utilizzo del mare, che sta di fronte ai porti, come zone di produzione di energia anche elettrica o comunque di stoccaggio di energia, con dei macro progetti che si svolgono nella zona mare e in cui i porti possono essere il punto di appoggio a terra. Ecco. Adesso io comincerei un attimo, poi anche per lanciare un discorso di integrazione con gli altri presenti, no? Il tema per esempio importantissimo dell'alimentazione. Noi stiamo lavorando, ve lo dico, in modo straordinario sia con Terna sia con Acea Sapienza. Abbiamo una partnership che sta andando avanti secondo me in modo bellissimo, perché si sono discussi i modelli con cui l'alimentazione richiesta al porto viene realizzata. Si è deciso anche che
il modello sarà quello di un passaggio proprio attraverso, diciamo, la città, e quindi attraverso il distributore Acega Sapienza, perché in teoria ci sarebbe potuto essere anche un altro tipo di modello, un modello diretto, no? Da parte della rete, e questa collaborazione fra, diciamo, provider generale, distributore e porto è un modello che permette la massima integrazione e la massima sinergia. Quindi su questo stiamo andando avanti, abbiamo 150 megawatt di potenza, perché oggi ci sono le crociere, ci sono le grandi navi, ma domani ci sono anche le elettrificazioni dei sistemi che i terminalisti stanno immaginando, come per esempio anche movimentazione automatizzata dei contenitori sul molo ottavo. E quindi la sfida è importante, ma su questo tutte le istituzioni stanno lavorando in modo straordinario, stiamo identificando i punti dove ci sono le cabine, no, di distribuzione. È un lavoro importante, infrastrutturale da una parte e gestionale dall'altro. Certo, poi la questione che ho già sentito tirare fuori prima è quella della gestione. In questo, sul piano, diciamo così, della relazione con la domanda di energia, il tema è che è necessario collaborare col distributore per la sinergia, perché quando noi utilizziamo corrente sul piano della nave, questa cosa deve armonizzarsi proprio con la domanda della città, e quindi il rapporto col distributore in questa gestione tecnica è fondamentale, e anche qui credo che il modello scelto sia ottimizzato e ottimale. Quindi un po' facciamo anche da, voglio dire, una piccola esempio buono per il paese, no? Perché ci stiamo immaginando un modello di realizzazione di questa elettrificazione del porto. E poi rimane il tema invece del cold ironing e della elettrificazione della banchina in senso stretto, e lì è un tema che ha bisogno ancora di avanzamenti normativi. Siamo ancora in una dimensione molto immatura, perché primo le questioni della tariffa, è chiaro, finché la corrente che si dà alle navi non è competitiva rispetto all'elettrogeno di bordo, lì non c'è tema che tenga, gli armatori non lo useranno mai, perché la normativa sulle emissioni esiste, è lì e la applicano, però di fatto conviene a tenere acceso il motore. Quindi lì è un tema di politica. La tariffa del cold ironing, se si vuole che sia competitiva, deve essere tarata su quel livello, e c'è da fare questo passaggio. Secondo, sui modelli gestionali, perché oggi il porto è un po' una zona grigia sul piano della gestione della pompa, diciamo così, della presa, del plug, no? E quindi anche del POD, del point of delivery. Cosa possiamo fare come autorità portuali oggi? Beh, il modello che ci sembra naturale è quello dell'affidare con una gara, perché siamo amministrazioni pubbliche, a un distributore, chiamiamolo, a un venditore dell'elettricità, il punto di fornitura. Questo è una cosa che ancora non è chiarissima nel modello gestionale, tanto che poi, detto fra noi, siamo in un paese strano, la Corte dei Conti è venuta a chiedere alle autorità portuali: ma voi che state facendo i progetti di cold ironing, perché stiamo andando avanti noi con le infrastrutture, stiamo affidando le progettazioni, anzi le abbiamo già affidate, alcune progettazioni sono già allo stato definitivo, hanno passato anche la conferenza dei servizi, quindi siamo pronti a realizzare, però il modello non è chiaro. Dice: ma siete sicuri che quella roba verrà usata, che c'è un modello che funzionerà? E la Corte dei Conti, dopo che il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti dice che bisogna fare il cold ironing, viene a controllare. Giusto, benissimo, e quindi bisogna però chiarire tutti questi punti. Allora la gestione chi la fa? Noi possiamo dare in gara, far vincere un venditore di energia che entra nel nostro porto. Anche lì poi qualcuno dice: sì, però in realtà questa cosa poi impedisce alle grandi compagnie di andare in termini di competition dal loro venditore, e quindi il fatto che il porto possa scegliere un suo distributore vincitore però pone ancora un problema di... Ecco, quindi sono tante tematiche in gioco, e bisogna arrivarci chiaramente senza se e senza ma a una visione definitiva. E quindi i nostri ministeri oggi non sono presenti, ma devono chiudere idealmente un tavolo a cui ci devono essere tutti questi soggetti, no? L'agenzia regolatore, eccetera. Quindi è molto utile e molto bello che a questo Sea Summit in qualche modo vengano posti anche questi stimoli con questi partner. E per noi poi, come sapete, a Trieste il cold ironing sta andando avanti con le progettazioni,
e quindi molo bersaglieri, abbiamo tante sfide grosse, ma credo che abbiamo un po' spiegato anche quello che è il percorso da fare. Grazie. Perfetto, grazie. Grazie dottor Bianelli, grazie Vittorio. Ministeri peraltro che sono stati invitati, ma come si sa abbiamo appena avuto le elezioni, adesso è tempo di come dire, rivisitazione, quindi dovremo aspettare ancora un po' per riaverli. Prima di passare la parola all'ingegner Gasparetto, amministratore delegato di Agegas APS AMGA, allora una parola appunto sul ruolo delle multi-utility e dei distributori. Voglio dire, il distributore si trova in mezzo un po', no? Cioè tra le richieste di fabbisogno da un lato, non solo del porto, poi c'è il comune, poi ci sono altri progetti che vanno avanti sul PNRR, poi ci sarà la e-mobility, poi c'è in tutto questo mantenendo l'operatività H24 di tutti i servizi, acqua, luce, gas, servizi ambientali, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, un ruolo non semplice. Dunque, quanto è importante, secondo lei, ingegner Gasparetto, avere un approccio di sistema a queste tematiche? Perché si va dal micro, che poi non è neanche tanto micro per una grande nave, come abbiamo visto prima, non è affatto micro, ma insomma dalla singola nave a un sistema di navi, a N banchine, a quello che c'è nel retroporto, a richieste che in qualche modo impattano su tutta l'infrastruttura della città e alla fine di una regione. È una domanda interessante. Intanto grazie per l'opportunità di raccontare che cosa noi possiamo fare in questo contesto. È un piacere essere qua e condivido anch'io con i colleghi il piacere di avere una platea così numerosa, ma soprattutto piena delle future generazioni, perché quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo pensando al futuro delle nuove generazioni e dobbiamo farlo in maniera responsabile. La vista di sistema credo sia l'unica forma che può consentire il successo. Se noi puntiamo al successo di un'operazione, dobbiamo, in questo particolare caso, dobbiamo avere una vista di sistema necessariamente, perché altrimenti riusciamo magari a raggiungere un segmento dell'obiettivo, ma perdiamo di vista l'obiettivo generale. Prima mi sono sinceramente emozionato quando Vittorio Torbianelli diceva stiamo lavorando con Terna, stiamo lavorando con Agegas con grande positività in questa visione, poi ha raccontato anche di fronte al bivio alimentiamo il porto in maniera indipendente oppure alimentiamo il porto insieme alla città di Trieste. La scelta è stata la scelta di alimentare il porto inserito dentro la città di Trieste. Quindi è stata fatta una scelta di campo che è quella di dire siamo un sistema, dobbiamo avere un'ottica di sistema, ma aggiunto a questo è necessario avere delle partnership, perché singolarmente ognuno di noi magari ha l'ambizione di essere bravissimo, di avere delle competenze straordinarie e uniche, ma se non socializza le competenze con i soggetti con i quali deve condividere un'impresa, l'impresa non raggiunge il suo obiettivo, in particolare quando si tratta di città. Prima sentivo con grandissimo interesse la carrellata che Sulligo ha evocato di relazioni tra le università e le autorità portuali, dappertutto si lavora in questo modo. Credo che Trieste in questo senso sia addirittura un laboratorio che aggiunge degli ulteriori pezzi, perché noi siamo un intermedio rispetto ad un sistema molto ampio, perché abbiamo a monte noi gestiamo i vettori energetici, a monte abbiamo i distributori nazionali, quindi abbiamo Terna che è qui al tavolo con noi, Snam per la parte del gas, e in fianco lavoriamo con altri distributori che è Enel Distribuzione. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare ufficialmente Terna e Distribuzione, perché nell'occasione degli incendi che ci sono stati nel Carso in luglio la città di Trieste non ha avuto nessuna interruzione di nessun servizio, perché insieme con E-Distribuzione e insieme con Terna abbiamo gestito uno scenario che nessuno di noi aveva simulato,
e l'abbiamo gestito garantendo la continuità del servizio con un accordo che non ha avuto bisogno di avere dei contratti, è stato un accordo dinamico legato proprio al fatto che abbiamo stabilito di gestire insieme le fortune di questa città. Mi sono preparato alcune slide e chiederei se è possibile vedere la prima slide, che è una slide che è proprio per raccontare del significato dell'ottica di sistema, che è estratta dal... non so se... telecomando. Grazie. Col verde si va avanti, immagino. Ecco, questa è la slide che è estratta dal PAESC, dal piano per la gestione dei cambiamenti climatici del Comune di Trieste, che è un piano che abbraccia la totalità dei problemi che riguardano l'ambiente di Trieste, di cui il tema elettrificazione del porto, transizione energetica del porto è una parte. Il Comune di Trieste ha individuato un panel di partner locali che sono quelli indispensabili per garantire il successo dell'operazione. A questo panel di partner locali bisogna aggiungere tutti i partner e i campioni nazionali, Ternaco, di cui parlavo prima, SNAM, altro. Quindi la vista di sistema è una vista che ha bisogno di essere concretizzata con delle partnership. Chiudo questo mio primo intervento dicendo che gli obiettivi, noi tutti stiamo vivendo con il nostro nord geografico, sono gli obiettivi che l'ONU ha fissato al 2030 per la sostenibilità. Ci sono 17 obiettivi, 16 obiettivi sono obiettivi settoriali, il numero 17 si chiama Partnership per il raggiungimento degli obiettivi, che dice sostanzialmente che quegli obiettivi lì, per essere raggiunti, hanno bisogno di mettere insieme le competenze e le risorse. A Trieste stiamo lavorando così e io credo che sia un grande viatico per ottenere il successo, quindi per rispondere alla tua domanda. È necessario la vista di sistema, perché senza vista di sistema non si va da nessuna parte. Grazie, Ingegner Gasparetto. E come sottolineava, un sistema che ha una rete, un network locale e che però poi ha bisogno, diciamo, dei collegamenti fisici, diciamo fisico-tecnologici, infrastrutture a livello nazionale, ma anche dei raccordi, come diceva anche il segretario generale Torbianelli, dei raccordi a livello normativo, che anche quello è come dire, è l'infrastruttura giuridica, insomma, che deve abilitare determinate, soprattutto se sono nuove diciamo, pratiche, nuovi utilizzi. Allora, scalando, diciamo, dal locale un po' più verso il nazionale, io adesso vorrei dare la parola all'ingegner Michele Giovannini. L'ingegnere Michele Giovannini ha la responsabilità dei business innovativi all'interno di e-distribuzione, quindi e-distribuzione, gruppo Enel, poi mi corregga ingegnere se do qualche dato sbagliato, ma è il più grande distributore d'Italia, ha più del 90%, ritengo, più dell'85% delle reti di distribuzione in Italia. Il gruppo Enel nel suo insieme, con Enel Green Power, credo sia il primo produttore di fonti rinnovabili, no? Per potenza estratte di fonti rinnovabili al mondo. Ok? Quindi si parlava prima anche come da qui si può arrivare, fra virgolette, ovunque da questo tipo di ambito, no? Enel Green Power con investimenti, Sud America, eccetera, e adesso il primo produttore mondiale di energie rinnovabili. Quindi se parliamo del tema di elettrificare parti di Italia, come possono essere i grandi centri costieri, e di farlo con energie rinnovabili, perché altrimenti, diciamo, non abbiamo risolto il problema, credo sia la persona più adatta. E quindi la domanda che gli vorrei rivolgere è appunto, un po' l'abbiamo visto anche prima, ma dal suo osservatorio, il livello di questa transizione sulle aree portuali italiane diciamo, è così frastagliato? Diciamo, un po' come sta procedendo? Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Allora, io vorrei partire un attimo agganciandomi anche alle considerazioni che sono state fatte in precedenza, ossia partire dal contesto in cui si colloca
il tema della elettrificazione dei porti, che è un di cui del tema della, anzi non solo di cui dell'elettrificazione, ma della transizione energetica in generale, che in questo momento ovviamente assume delle dimensioni anche in termini proprio di strategicità, no? Per la crisi internazionale, diciamo, molto più interessanti e che complicano ovviamente la situazione. Allora, intanto i numeri, no? Qualche numero. Allora, per la transizione e soprattutto poi considerandola in quelle che sono le due dimensioni principali, cioè quello di consentire proprio lo sviluppo di nuova generazione distribuita, quindi FER, insomma, eolico, fotovoltaico e così via, quindi abilitare la rete con nuova hosting capacity, cioè quella capacità di ospitare energia prodotta da fonti rinnovabili, e l'altra dimensione che è invece l'elettrificazione. Allora, prima si è accennato al PNRR. Allora, il PNRR ha dedicato più di 4 miliardi, in particolare 1 miliardo per l'incremento della hosting capacity sulla rete italiana, 2 miliardi e 6 per la elettrificazione e circa 500 milioni per l'incremento della resilienza della rete a fronte di eventi meteoclimatici estremi, che è un tema ovviamente legato alla transizione energetica. Ebbene, queste risorse sono un di cui di quello che è necessario implementare sulle reti, parlo di reti di distribuzione, per raggiungere i target del 2030. Il tema della elettrificazione dei porti ha, diciamo, almeno un ordine di grandezza, se non due, inferiore in termini di necessità di investimento sulla rete, ma ha dei gradi di complessità molto importanti. Per questo è fondamentale un approccio sistemico, quindi vedere il tema della transizione, quindi della elettrificazione, dell'incremento della hosting capacity come un unicum e poi scendere nel particolare e quindi affrontare i vari temi, no? Quindi si parla di elettrificazione dei consumi urbani, si parla di mobilità, si parla di elettrificazione delle ferrovie, un altro tema molto importante, e si parla quindi anche di elettrificazione dei porti. Noi quello che constatiamo è che, vista la particolarità del tema elettrificazione dei porti, c'è la necessità di un coordinamento centrale, no? Cioè dove come dire, devono partire proprio le indicazioni sia di tipo strategico, e poi do qualche, come dire, qualche elemento, sia in termini proprio di, direi, di ragionevolezza nell'affrontare il tema dell'elettrificazione dei porti. Allora, intanto, diciamo, insieme a Terna, soprattutto, diciamo, i cugini di Terna ed altri operatori diciamo, del servizio di distribuzione, siamo stati coinvolti a livello nazionale sui tavoli tecnici con il Ministero dei Trasporti, il MIMS, coordinato anche e aiutati da Cassa Depositi e Prestiti, da Sopporti, da insomma tutti i vari attori. Allora, il tema ha diversi elementi di criticità, sia il tema appunto delle tariffe, però quello, diciamo, lo lasciamo un po' da parte perché purtroppo noi non possiamo gestirlo, però ne parliamo, poi ne parliamo.
Però poi ci sono alcuni elementi su cui ecco, anche il Ministero ha dato delle indicazioni anche molto forti, proprio da un punto di vista strategico, ossia approcciare al tema della elettrificazione dei porti con un approccio appunto step by step, ossia definire i fabbisogni di potenza, quindi di elettrificazione da parte dei porti, magari con diciamo, con un piano di avvicinamento verso il target finale e completo di elettrificazione, con delle tempistiche anche, diciamo, graduali, no? Di un avanzamento graduale, per permettere due elementi. Uno, evitare che i vari porti, come dire, possano avanzare in fase di elettrificazione in modo, diciamo, non omogeneo e quindi creare anche, diciamo, dei problemi di vantaggi competitivi, e soprattutto avere un avanzamento concreto, visibile negli anni. Cioè noi abbiamo una tempistica comunque molto aggressiva, perché il PNRR e il fondo complementare hanno come target temporale 2026, con alcune code che possono arrivare anche oltre. Ma dovremmo evitare di attendere il 2026 per vedere qualcosa di concreto. Quindi l'indicazione è: andiamo step by step, in modo tale da poter sfruttare al meglio anche la rete, quindi le riserve di rete già disponibili, in modo tale da consentire pian piano di avvicinarsi verso il target finale. Ecco, questa definizione in termini proprio di criteri, anche di concept design, sono fondamentali anche in termini proprio di ragionevolezza nel dimensionamento dei fabbisogni. C'è tutto il tema, per esempio, dei sistemi di backup, cioè nel momento in cui ci sono guasti, insomma, ci sono problemi dovuti a manutenzione, eccetera, come gestire questi stati diciamo, di alimentazione, di disponibilità di potenza, oppure il tema della contemporaneità di alimentazione delle navi. Allora, bisogna ovviamente evitare, no, che ci siano delle interpretazioni molto aggressive, perché hanno degli impatti sugli investimenti poi, quindi sulle infrastrutture di rete, che possono essere molto molto importanti. Allora, questa attività di coordinamento sta avvenendo. Insieme a Terna abbiamo anche definito delle linee guida che sono state poi distribuite e presentate a tutte le autorità portuali. Sappiamo che questa definizione dei fabbisogni sono ormai quasi ultimate, e diciamo, avere il quadro delle esigenze permette poi agli operatori di sistema, quindi a Terna e ai DSO, quindi ai distributori, di pianificare gli interventi. Gli interventi sulla rete però, diciamo, richiedono dei tempi. Ecco perché è fondamentale avere un quadro completo e delle tempistiche molto ben definite, perché per realizzare, per esempio, una cabina primaria normalmente vanno via 3 anni, se va tutto bene. E quindi un altro tema molto importante è anche quello della semplificazione del processo autorizzativo, su cui stiamo lavorando molto bene con lo stakeholder pubblico, perché accorciare o quantomeno avere la certezza dei tempi per le autorizzazioni rende fattibile un piano legato proprio alla elettrificazione dei porti, senza il quale direi che diventa molto difficile, o quantomeno difficile, il rispetto dei tempi.
e quindi anche la, come dire, la perdita, no, degli stessi finanziamenti. Bene, chiarissimo e grazie. E di nuovo, insomma, si capisce, si percepisce il livello di complessità di questo tipo di programmi, quindi l'approccio step by step e attenzione a non sommare, diciamo, i carichi in maniera, come ha detto, troppo aggressiva, perché può portare a delle situazioni diciamo, di impossibilità tecnico-economica a portare avanti i progetti. Se scaliamo ancora un livello più su, quindi, come dire, dalla vicinanza alle utenze ci spostiamo, arriviamo alla cosiddetta rete di trasmissione, ovvero alle dorsali di alta e altissima tensione che, come dire, sorreggono, sono lo scheletro di questo sistema dell'energia elettrica di un paese. Nel caso nostro, Terna, la rete di Terna è quella che connette dalla Sicilia fino al punto di interconnessione che qui noi abbiamo con la Slovenia, fino all'interconnessione della rete italiana in Francia, ci collega con Grecia e Montenegro, alimenta l'isola di Malta da un po' di tempo, quindi, ed è come dire, l'infrastruttura con la quale bisogna fare i conti a un certo punto, per esempio per trasferire i flussi. Prima abbiamo parlato dell'opportunità e della necessità di trasferire energia rinnovabile da dove la si può cogliere e captare fino agli utenti, fino alle aree portuali. Quindi, Ingegner Carlini, intanto buongiorno e grazie di essere intervenuto quest'oggi. Quanto può impattare diciamo, l'opportunità o l'esigenza, se la guardiamo dal punto di vista degli operatori terminalisti, la transizione e elettrificazione delle aree portuali sul complesso della pianificazione della rete nazionale? Sì, grazie a tutti, buongiorno. Rinnovo anch'io ringraziamenti al professor Sulligoi per partecipare a questa tavola rotonda. Allora, come Terna, come sapete, la pianificazione e le valutazioni strategiche degli interventi infrastrutturali, in particolare per quanto ci riguarda sulla rete elettrica di alta e altissima tensione, sono elementi essenziali per raggiungere i target di una strategia energetica nazionale, in particolare per rendere il Paese sempre più competitivo, per assicurare la sicurezza delle forniture, l'approvvigionamento del servizio e, come dicevamo, per decarbonizzare il settore energetico. Vi do solo qualche numero per capire come sta cambiando il mix energetico. 20 anni fa, nel 2002, avevamo un fabbisogno italiano coperto dal 14-15% da fonti rinnovabili. Oggi abbiamo un fabbisogno coperto al 35-36% da fonti rinnovabili, arriviamo al 2030 con un target di circa 65% dei consumi italiani coperti da fonte rinnovabile, per arrivare poi ad uno scenario di lungo termine, 2050, al cosiddetto net zero scenario, cioè 100% da fonti rinnovabili. Quindi vedete come in questi anni il mix produttivo è cambiato a favore delle fonti rinnovabili, riducendo complessivamente quello delle fonti fossili. Quindi il sistema sta cambiando anche in termini di consumi. Si parla di elettrificazione dei consumi, si parla di mobilità elettrica, si parla di elettrificazione dei porti. Quindi anche l'elettrificazione dei porti è un piccolo tassello che occorre per traguardare questa transizione energetica nel contenimento delle emissioni inquinanti. Come dicevamo, i porti hanno dei consumi rilevanti, si parla di qualche decina di megawatt. Nel caso di Trieste, che rappresenta un po' diciamo un unicum a livello nazionale, parliamo di consumi a livello di picco di 150 megawatt. Quindi consumi importanti e rilevanti. Nella precedente tavola rotonda parlavamo, è come se quando arrivano nel porto queste navi e si attaccano alla rete è come aggiungere una città nella città, ma spesso 150 megawatt è anche di più del consumo di una città. Quindi andare a connettere alla rete questi carichi diventa un'attività importante e si deve fare, come dicevano anche i miei interlocutori prima, con una visione di sistema, con un approccio unico.
Ovviamente non è soltanto l'elettrificazione delle banchine, ci sono anche una serie di attività, chiamiamo retroportuali, ci sono poi delle piattaforme di logistica, quindi è tutto un insieme che è corredo dell'elettrificazione delle banchine e che spesso, visto che i porti sono a ridosso di aree densamente abitate, si vanno a incontrare anche con una rete cittadina, come è il caso della maggior parte dei nostri porti. E per questo motivo diventa fondamentale la sinergia col distributore locale, con l'autorità portuale, anche perché dobbiamo, come già detto, pianificare al meglio questi investimenti, quindi capire fondamentalmente questi consumi come evolveranno nel tempo. Non c'è soltanto il porto, c'è l'elettrificazione dei consumi del settore domestico, nel settore terziario, c'è la mobilità elettrica, quindi dobbiamo capire bene anche con gli interlocutori locali che tipo di investimenti andare a fare per non ovviamente andare a costruire una piastra di rame, quando in realtà una piastra di rame non serve, perché ricordiamo che questi carichi sono anche carichi flessibili, quindi questa rete, come si diceva prima, non sarà solo una smart grid ma una wise grid, cioè una rete che va gestita con intelligenza, perché spesso questi carichi possono anche essere modulabili. Non dimentichiamoci però che sono infrastrutture importanti, infrastrutture di alta tensione, sono infrastrutture che durano almeno 40 anni, quindi un cavo ad alta tensione, un trasformatore di potenza, quando andiamo a decidere di fare l'investimento ce lo teniamo per 40 anni, quindi questa pianificazione va correttamente individuata con l'aiuto di tutto, in particolare il distributore, le autorità portuali, le comunità locali, che sono anche quelle più capillarmente presenti sul territorio e che sanno anche come i consumi o che tipo di investimento in termini di elettrificazione dei consumi si stanno portando avanti. Chiudo dicendo che la sostenibilità degli investimenti è un fatto importante. Spesso questi investimenti, come dicevo prima, ricadono a ridosso di aree densamente popolate, quindi saranno sicuramente investimenti della rete di trasmissione nazionale in cavo interrato, quindi sicuramente saranno investimenti che cercheranno da un punto di vista ambientale di minimizzare gli impatti. E ovviamente un'altra cosa importante, visto che ci sono dei fondi importanti di investimento per questi tipi di interventi, bisogna anche fare in fretta, quindi oltre a fare in fretta da un punto di vista realizzativo, bisogna fare in fretta anche da un punto di vista autorizzativo, cercando di facilitare quanto più possibile il processo autorizzativo. Mi fermerei qua, grazie. Grazie. Grazie Ingegner Carlini. Dovremmo avere in collegamento da remoto l'Ingegner Ciaccia. Sì, buongiorno. Buongiorno, e mentre ci colleghiamo abbiamo parlato, buongiorno Ingegnere, adesso la vediamo, abbiamo parlato del tema della sostenibilità degli investimenti, di procedure realizzative, ma è analogamente importante il tema della standardizzazione di queste procedure, delle regole, della gestione anche tariffaria, in quanto il mercato dell'energia è un mercato regolato o parzialmente regolato. Ingegner Ciaccia rappresenta la ARERA, l'autorità appunto che regola l'energia elettrica e non solo. Allora, quanto complesso è, diciamo, dal vostro punto di vista il quadro che parte, voglio dire, dai produttori di energia, auspicabilmente energia rinnovabile, passa attraverso le reti, le autorità portuali, i terminalisti, fino a poi arrivare alle navi o agli armatori, diciamo. Ecco, vorrei chiedere anche dal vostro osservatorio qual è il livello di composizione di questo quadro ad oggi. Sicuramente è un quadro molto complesso e che di fatto, secondo me, guarda un aspetto, cioè una delle complessità maggiori è dovuta al fatto che ci sono due mondi, quello elettrico da un lato e quello, diciamo, degli utenti portuali dall'altro, che hanno la necessità di interagire in maniera molto più puntuale e dettagliata rispetto al passato. E da questo punto di vista diciamo, c'è anche una necessità di affinamento del linguaggio, delle terminologie che sono specifiche poi anche del settore elettrico, che è un mondo abbastanza complesso e che di fatto è in parte, diciamo, non sconosciuto ma poco conosciuto da parte degli
degli utenti portuali, in quanto in realtà questa necessità di interfacciarsi direttamente sul mercato elettrico o con il mondo elettrico non era così evidente o rilevante rispetto a quello che sarà invece il futuro, e che l'elettrificazione dei porti e delle banchine necessariamente richiederà. Abbiamo visto durante gli interventi sia del panel precedente che di questo come di fatto gli investimenti a livello di elettrificazione nei porti sono molto previsti dal PNRR, sono ingenti, e che conseguono di fatto anche la necessità o come dire la possibilità da parte dei porti di immaginare strutture più o meno complesse, anche dotandosi di generazione distribuita ed eventualmente per lo più da fonti rinnovabili. Quindi di fatto anche la struttura del porto cambia notevolmente, perché da soggetto passivo diventa anche un soggetto attivo, e quindi di conseguenza è necessario e fondamentale che i soggetti che operano, che gestiscono il porto o che operano al loro interno abbiano una competenza o si avvalgano di competenze molto spinte sul piano della conoscenza dei mercati elettrici e dell'interazione che il sistema portuale deve avere con questi mercati e con il mondo regolato a livello di sistema elettrico. Prima il dottor Torbianelli poneva ad esempio due criticità, no? Uno è il discorso relativo alla regolamentazione del cold ironing, quindi tutta l'attività di carattere legislativo e normativo che dovrebbe essere funzionale a rendere conveniente e praticabile il cold ironing, e dall'altro le criticità connesse a valutare quali erano le corrette modalità di gestione del porto, ponendo ad esempio il tema del venditore. Ecco, su questo mi premeva evidenziare appunto un aspetto importante, che il porto in quanto tale è di fatto, come si diceva prima, anche in termini di consumi equiparabile a una città. Fondamentalmente anche in relazione alla gestione del porto, a livello italiano abbiamo diverse tipologie di gestione, e questo è un esempio che faccio, che di fatto diventa, come dire, emblematico di quella che dicevo prima essere la necessità da parte anche del porto e degli utenti del porto di comprendere quella che è la regolazione, la normativa del settore elettrico, e per potervi operare sia attivamente ma anche eventualmente passivamente nei casi in cui non si voglia operare in maniera attiva. Quindi, ritornando al discorso della gestione del porto, fondamentalmente a livello italiano, per quello che è il monitoraggio che l'autorità ha fatto in questi anni, funzionale poi all'applicazione della propria regolazione, abbiamo varie fattispecie, nel senso che tendenzialmente all'interno del porto non esiste soltanto, esistono una serie di carichi, una serie di consumi che potenzialmente possono essere individuati come clienti finali distinti. Quello che succede è che c'è una direttiva europea che ha liberalizzato il mercato elettrico e che prevede che tutti i clienti finali possano partecipare al mercato elettrico, e sulla base di questa direttiva fondamentalmente c'è stato tutto una serie di delibere, leggi, via discorrendo, che hanno permesso lo sviluppo del mercato elettrico e fatto in modo tale che ciascun utente finale, ciascun cliente finale possa accedere al mercato. In questa passaggio dal monopolio alla liberalizzazione dei mercati energetici, in particolare del mercato elettrico, il porto è rimasto in parte, almeno in alcune casistiche, fuori da questo percorso, nel senso che abbiamo appunto, come dicevo, in Italia delle gestioni variegate. Da un lato ci sono dei porti che sono dotati, che non hanno sviluppato una propria rete, ma di fatto hanno dato in gestione la rete che avevano al gestore concessionario che operava nel comune, ovvero fatto sì che fosse il gestore concessionario che operava nel comune ad entrare all'interno del porto e a connettere le singole utenze portuali. Quindi di fatto con questo tipo di struttura, che è ad esempio la struttura del porto di Trieste, di fatto quello che si è fatto è di permettere direttamente ai singoli utenti portuali, quindi ai singoli terminalisti, di poter accedere al mercato dell'energia, e quindi fondamentalmente di permettere di poter stipulare loro direttamente un contratto di fornitura con il
il venditore che volevano. Un altro approccio invece è quello relativo alla casistica in cui l'autorità portuale che gestisce il porto e ha la competenza sulla gestione del porto, si è dotata di una propria infrastruttura, di un proprio impianto elettrico, diciamo, di una propria rete elettrica che permetteva di alimentare le varie utenze portuali, quindi i vari magazzini, i vari utenti, i vari terminalisti, e di fatto operava dal punto di vista del sistema elettrico come un cliente finale, quindi il porto veniva identificato come un unico punto di connessione alla rete pubblica con un cliente finale diciamo, in un certo modo definito, no? A valle di questo cliente finale in realtà esisteva un'attività di trasporto di energia elettrica e di fornitura ai veri clienti finali che erano gli utenti terminalisti. E questa attività veniva svolta sulla base di una concessione che tramite gara d'appalto l'autorità portuale dava a un soggetto gestore. Per fare un esempio è stato fatto prima il nome di Port Utilities, che è il soggetto che svolge queste attività nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Nel momento in cui diciamo, l'autorità, o meglio, c'è stata una direttiva europea che prevedeva la definizione di sistemi di distribuzione chiusi, di fatto sistemi che hanno delle caratteristiche particolari, ma che svolgono a tutti gli effetti un'attività di distribuzione verso una serie di clienti particolari. Questo tipo di regolamentazione è stato introdotto a livello europeo per effetto di una diciamo, vicenda giudiziaria che si è svolta presso la Corte di Giustizia europea relativa all'aeroporto di Lipsia, in cui praticamente si è verificato che il gestore aeroportuale, che gestiva anche la fornitura di energia elettrica ai vari negozi o altre utenze all'interno dell'aeroporto, aveva impedito, cioè di fatto questo gestore approvvigionava l'energia elettrica e poi la vendeva sulla base di tariffe, chiamiamole così, diciamo, definite per effetto appunto di una gara d'appalto fatta con il soggetto che gestiva l'aeroporto in termini, diciamo, che aveva la concessione dell'aeroporto, fondamentalmente impediva, diciamo, la possibilità al bar di turno dell'aeroporto di poter invece fare un contratto con un soggetto che operava come venditore all'esterno dell'aeroporto stesso. Quindi di fatto sulla base di questa, diciamo, questa causa ha fatto sì che poi anche la normativa europea evolvesse e andasse a identificare la fattispecie del sistema di distribuzione chiuso. Quindi, per dire, fondamentalmente questo tipo di fattispecie fa sì che, appunto, serve per far sì che tutti gli utenti del porto possano accedere direttamente al mercato libero, e quindi sulla base di questa normativa europea l'autorità in Italia ha implementato la normativa definendo la regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi, e quindi facendo sì che anche i soggetti che sono concessionari alla luce di una concessione stipulata con le autorità di sistema portuale svolgono attività di fornitura di energia elettrica all'interno del porto debbano adeguarsi a questa normativa. Port Utilities, come altre realtà, si sono adeguate fondamentalmente, quindi sono andate a mappare i singoli clienti effettivi che sono all'interno del sistema, e quindi hanno svolto tutta una serie di attività funzionali a far sì che diciamo, la rete portuale venisse gestita in tutto e per tutto come una vera rete di distribuzione. È permesso quindi ai singoli soggetti del porto di poter... È chiarissimo questo, ingegnere. La interrompo perché in parte ha anticipato anche quello che volevo chiederle al prossimo giro. Io procedo nel passare la parola adesso nuovamente al segretario generale Torbianelli, visto che si sono fatti vedere diversi adesso casi di come dire, diverse implementazioni di queste o diverse soluzioni trovate addirittura con casi sulla scala europea. Domando al segretario Torbianelli, al di là dell'implementazione della soluzione, l'energia diventa uno dei fattori di competitività dei porti nel futuro, secondo lei? No, io veramente volevo anche riagganciarmi a quello che stava dicendo il responsabile dell'ARERA, perché sono cose molto importanti, no? Il rapporto fra normativa, ma anche la capacità poi di adottare
i modelli che permettono la competizione sul mercato, no? Adesso torno un attimo prima di rispondere al tema. Ecco, noi siamo coscienti di questa situazione, diciamo, regolatoria data dalle normative. Poi le questioni nei porti sono anche particolari, perché a differenza degli aeroporti noi abbiamo diversi terminalisti, no? Il terminalista singolo è un operatore che per certi versi poi ha un suo ruolo, tratta con alcuni clienti, alcuni di questi clienti sono in particolarmente anche molto importanti, molto grossi, e quindi sono, vorrei dire, il vero utente finale, perché c'è il terminalista che peraltro non fa il lavoro di distributore, no? di venditore elettrico nel suo background alle volte, e soprattutto poi quando ci sono dei mega compratori che per certi versi avrebbero, no, l'intenzione e la volontà di operare in forme per certi versi ancora più aperte, no? Questi sono temi molto del mercato, che però effettivamente si intersecano con tematiche regolatorie e normative molto molto precise. No, e questo è il tema. Oggi i porti possono diventare competitivi più o meno proprio in funzione dell'energia. Quello che si diceva prima, che ci sia anche un vantaggio, no, da parte dei porti che riescono a realizzare e a operare il tema della transizione energetica, mentre altri rimangono indietro, è un tema vero, perché l'energia è un elemento competitivo. Pensate per il business delle crociere, anche la dimensione di qualche, no, centesimo con le quantità che si consumano per una compagnia importante significa avere un porto che costa di più o che costa di meno, quindi è tutto molto molto rilevante. E poi non c'è solo il tema ovviamente dell'elettrificazione, perché adesso noi ne stiamo parlando, ma stiamo parlando anche di altre tematiche, no? Sulla disponibilità, come dire, di energia nel porto, che poi sono anche i combustibili, sono le capacità di giocare quelle partite. E quindi la risposta è assolutamente sì. Può essere utile, come abbiamo sentito prima per esempio dal collega di Salerno, istituire un comitato tecnico-scientifico che in qualche modo presidi in maniera permanente non solo quello che si va a realizzare adesso, ma quello che queste nuove forme abiliteranno. Tra un attimo tra l'altro ne parliamo, appunto, non è solo il tema porto, ma molte tecnologie per molti servizi. Sì. Ma io credo molto nella capacità auto-organizzativa dei soggetti. Trieste è un laboratorio dove i soggetti si mettono insieme. La mia opinione è che meno si irrigidiscono gli ambiti, meglio è. Però ovviamente i coordinamenti che si autodefiniscono e sanno trovare anche negli elementi del sistema scientifico dei veri punti di supporto e di aiuto sono assolutamente benvenuti e auspicabili. Bene, e sempre diciamo discendendo da questo, no? Passo all'ingegner Gasparetto. Prima ho fatto cenno alla complessità di pianificare nuovi interventi mantenendo insieme i sistemi che attualmente sono già funzionanti e quindi ci si trova, come dire, a dover garantire l'operatività, a pianificare investimenti, a stimare fabbisogni che in qualche modo sono rivoluzionari, cioè con i quali non siamo proprio abituati a confrontarci, e tra l'altro con tempistiche abbastanza stringenti. Allora, come si può trovare una sintesi poi da un punto di vista pratico? Quali soluzioni tecniche possono essere portate avanti per una transizione che va dalla gestione dell'energia alla sua digitalizzazione, le autoproduzioni? Abbiamo sentito prima parlare di hosting capacity e così via. Qui ho una slide che avevamo preparato con i colleghi che gestiscono il servizio, che rappresenta la città di Trieste con la situazione, ovviamente è uno schema assolutamente alto, che però individua anche le previsioni di fabbisogno. Prima parlavamo di 150 megawatt come potenza ulteriore che serve in una città che comunque ha un consumo che assomiglia a questo 150, quindi 2 città che nel giro di pochi anni si concretizzeranno. Distribuite nel territorio, noi dobbiamo potenziare la rete per garantire
il cold ironing, ma anche per continuare a garantire i consumi della città, che tendenzialmente saranno sempre più elettrificati, perché l'elettrificazione dei consumi è l'elemento che guiderà la transizione energetica, la transizione ambientale. Noi dobbiamo anche garantire l'alimentazione elettrica del parco veicolare, del parco veicolare pubblico, delle imprese. Quindi che cosa dobbiamo fare nei nostri investimenti? Nei nostri investimenti dobbiamo quindi aumentare la capacità della rete, capacità attuale, quindi migliorare l'utilizzo della rete attuale, ne parlava prima anche il collega di E-Distribuzione, estrarre dalla rete attuale le residue capacità di cui ancora dispone, potenziare la rete e i nodi della rete, le cabine primarie e le cabine secondarie. Parlo di cabine primarie e secondarie perché a questo è collegato anche il concetto delle comunità energetiche di cui si parlava prima. Le comunità energetiche sono un pezzo del nostro futuro. La condivisione della produzione e del consumo di energia ha bisogno di infrastrutture. L'infrastruttura elettrica, a questa parte, si era partiti dicendo che è la cabina primaria l'elemento di identificazione della possibile comunità energetica. Adesso siamo arrivati in modo più ragionevole a considerare la cabina secondaria come elemento aggregante per le comunità energetiche. Noi dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questo pensando che la transizione energetica non è una cosa che si concretizza in un attimo, è un percorso, una traiettoria, e quindi dobbiamo pianificare. La pianificazione è assolutamente fondamentale. La pianificazione è fondamentale perché dobbiamo individuare ora per allora il disegno e su quel disegno investire, avendo attenzione al fatto che investiamo in una città che è già strutturata e infrastrutturata. Vediamo questa slide. Nel cold ironing del molo Bersaglieri è a pochissimi metri da Piazza Unità d'Italia. Pensare di portare un'alimentazione elettrica per le navi lì, è vero che sarà tutto un cavo che alla fine non si vedrà, però bisogna pensare che integriamo nella città un'infrastruttura di questo tipo. La scelta di cui parlava prima Torbianelli, di vedere il cold ironing come un pezzo della città, è fortemente sintetizzato in queste due slide, questa e questa, che dicono che bisogna che noi lavoriamo in questo senso. Potrei raccontare, ma il tempo è tiranno, ma noi lavoreremo sul potenziamento delle cabine primarie, sulla automazione delle cabine primarie, lavoreremo sulla digitalizzazione. La digitalizzazione, oltre a essere uno strumento per garantire che le reti diventino intelligenti, diventino smart grid, sarà anche la lingua di scambio tra i vari soggetti. Le reti digitalizzate permetteranno a tutti i soggetti che ne fruiranno di interagire con la rete. Se la rete non è digitalizzata, rimane un soggetto al quale gli altri passivamente devono attingere. La rete digitalizzata diventa un pezzo del sistema città. Grazie. E parlando sempre di pianificazione, con i numeri, e mi rivolgo all'ingegner Carlini, con i numeri che ricordava l'ingegner Gasparetto poc'anzi, può implicare questa necessità di ripianificare quella che è l'infrastruttura elettrica per quest'area? Domando. Tra l'altro, fra gli incendi che ci sono stati quest'estate e la crisi, diciamo, in atto in questi giorni, ci accorgiamo quanto sia miope la diffidenza verso le tecnologie e le infrastrutture elettriche, che poi significano a un certo punto indipendenza, significano sicurezza degli approvvigionamenti, delle attività produttive e quant'altro. Sì, assolutamente sì. Come Terna già nel precedente piano di sviluppo avevamo inserito in quest'area degli investimenti dell'ordine di circa 35 milioni, però alla luce della nuova richiesta di connessione del porto sicuramente questi investimenti andranno rivisti, ma io sono perfettamente in linea con quello che diceva prima l'ingegner Gasparetto, cioè bisogna prima massimizzare l'utilizzo della rete esistente, dopodiché potenziare l'infrastruttura per garantire in sicurezza questa alimentazione. D'altronde sia noi che il distributore abbiamo la stessa funzione obiettivo, cioè connettere alla rete questi nuovi carichi, garantendo il massimo del beneficio al minimo costo, visto che questi investimenti o sulla rete di trasmissione o sulla rete di distribuzione saranno comunque coperti dalla tariffa. Quindi abbiamo un intento unico e ritorniamo a quello che dicevamo prima, ad una visione di sistema per garantire nei tempi previsti queste connessioni. Grazie mille.
Ingegner Giovannini, anche a lei si parlava in effetti, si è parlato di investimenti finora, ok? Volevo tornare con lei perché insomma come Enel, come gruppo Enel è un tema che evidentemente sentite, ne parlavamo nella prima parte di questo panel. Quanto conta la formazione? Cioè noi avremo le figure professionali e specialistiche per costruire e gestire questi sistemi? Diciamo, chi le fa tutte queste belle cose? Loro. Perché in effetti è proprio così, nel senso che abbiamo un impegno sia in termini di volumi, sia in termini di necessità di innovazione, quindi proprio tecnologie e nuovi paradigmi di gestione della rete che necessitano di forze fresche, di persone che possono portare non solo le competenze tecniche, ma una creatività. Cioè la creatività, come dire, vista nel senso, come dire, proprio ingegneristico. Normalmente i matematici sono i più grandi creativi. Forse è un concetto un po' lontano da quello che è un po' la visione della creatività comune, cioè muoversi in un contesto molto strutturato dove ci sono molti vincoli e trovare delle soluzioni innovative. E questo noi ce lo aspettiamo soprattutto dai nuovi ingegneri, dalle nuove forze, no? Dai nuovi ragazzi. Noi già quest'anno abbiamo un programma di assunzione di nuovi ingegneri che insomma è importante. Quest'anno è partita una campagna di reclutamento di 800 ingegneri e stiamo avendo difficoltà e non si fermerà nel 2022, quindi l'esigenza aumenterà, ci sarà la necessità di competenze anche molto specialistiche e di base, quindi non solo ingegneri ma anche matematici, informatici e così via, e ecco, per dare e per avere un approccio multidimensionale. Per noi è fondamentale, cioè nel momento in cui bisogna pensare oggi al futuro, ma il futuro è domani, è dopodomani, cioè noi abbiamo un fronte temporale per implementare la transizione energetica che è già il 2030, almeno uno step importante, il 2030. Il 2030 è come dire, l'arco di un corso di laurea o poco più. E quindi, come dicevo, c'è bisogno di nuove persone, di nuovi giovani che possono portare l'infa, direi quasi vitale, in un momento critico e strategico per tutti noi, per il Paese. Direi che è una grande opportunità per tutti. Chiarissimo. Grazie. Chiedo ancora una battuta, un commento di Ingegner Ciaccia, se è ancora collegato con noi. Sì. Ingegnere, secondo lei, per quello anche si diceva prima, a che livello, diciamo, esiste una regia nazionale, diciamo, che governi questi processi? È completa o manca qualcosa? Secondo me, come dicevo prima, prima si è parlato di integrazione, no? Parlando dello sviluppo delle reti. Chiaramente l'integrazione va fatta sotto tutti i punti di vista, quindi anche integrazione delle regole e integrazione nei linguaggi. Cioè, in questo momento quello che vedo io è che sia da parte nostra come autorità che ci occupiamo della regolazione del settore elettrico, sia probabilmente anche da parte, diciamo, delle autorità portuali o dei soggetti che governano, diciamo, i sistemi complessi relativi ai porti, c'è la necessità di integrare
parlarsi, di capire l'uno con l'altro le caratteristiche, le specificità dei diversi sistemi. Nel momento in cui si parla di elettrificazione del porto è necessario giocare con le regole tipiche del mondo elettrico, e quindi in questo senso, chiamiamola cabina di regia, chiamiamola in un altro modo, è necessario il coordinamento, è necessario far sì che i vari soggetti parlino la stessa lingua, si coordinino e siano edotti di quelle che sono le criticità esistenti lato porti da un lato e lato sistema elettrico dall'altro. Faccio ancora un esempio, quando si parlava del quadro normativo e regolatorio non ancora completo in materia di elettrificazione delle banchine, c'è una norma approvata con il decreto legge 162 del 2019, l'articolo 34 bis, che riguarda fondamentalmente l'elettrificazione delle banchine e che prevede che l'autorità vada a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto. Allora, anche in questo caso il concetto di tariffa crea delle criticità, nel senso che la tariffa non è il prezzo di fornitura, almeno nel nostro linguaggio, la tariffa non è il prezzo di fornitura dell'energia elettrica alla nave, in quanto in realtà la materia prima, cioè il kilowattora elettrico, il prezzo della materia prima si forma sui mercati e quindi fondamentalmente non è un elemento che l'autorità può definire autonomamente. Quello che l'autorità definisce come tariffa è come vengono riversati gli investimenti che Terna e le imprese distributrici fanno per realizzare le reti e portare l'energia elettrica a casa dei singoli clienti, come questi costi vengono allocati alle varie utenze, ai vari clienti. Quindi per noi la tariffa è la tariffa di trasmissione e di distribuzione, cioè quei corrispettivi del costo dell'energia elettrica che servono a remunerare gli investimenti fatti rispettivamente da Terna per quanto riguarda i corrispettivi di trasmissione e distribuzione o a Acegas per i corrispettivi di distribuzione. Quindi fondamentalmente quello che vedo io è anche una difficoltà a interloquire, perché in realtà parliamo con terminologie che hanno nella nostra testa significati diversi. In questo senso chiaramente gli scenari attuali creano ulteriori criticità, perché se nel momento in cui era stato, come dire, concepito il cold ironing, l'elemento di criticità ai fini di far sì che la fornitura dalla banchina dell'energia elettrica avesse un costo più basso rispetto alla produzione su nave dell'energia elettrica utilizzando il gasolio, sembrava che gli elementi critici fossero i costi, come dire, gli oneri generali, l'accisa, i costi di trasporto, no? E quindi in quella logica lì erano state previste delle agevolazioni. Mi riferisco ad esempio all'agevolazione dell'accisa oppure alla previsione relativa alla non applicazione degli oneri generali, tra l'altro previsione che deve essere soggetta al vaglio della Commissione europea prima di poter essere applicata in Italia. E via discorrendo, no? Quando oggi il problema attuale è invece il costo della materia prima, quindi il costo di generazione dell'energia elettrica. In questo senso questa cosa qua rende ancora più attuale la necessità eventualmente di tutti quegli studi che sono stati evidenziati nei panel precedenti, in cui è il porto che autogenera dell'energia elettrica e che quindi in parte o in toto si autoalimenta. Chiaramente tutti questi aspetti hanno nella loro complessità una interdipendenza, perché l'autogenerazione implica scaricare la rete e quindi ha degli effetti diversi rispetto alle modalità con le quali vado a pianificare la rete, a sviluppare la rete, a realizzare la rete. La generazione implica il fatto che il porto in quanto tale si confronti col sistema elettrico in maniera come un utente attivo e non più come un solo soggetto passivo. Quindi ci sono una serie di complessità che nell'ottica di una pianificazione di lungo termine, nell'ottica anche dei tempi stringenti che il PNRR pone, necessitano di un coordinamento molto stretto. Che poi questo passi per una cabina di regia o con la necessità che i vari soggetti si sentano o si confrontino più spesso man mano che i vari processi e i vari progetti vanno avanti,
ognuna delle due diciamo, modalità ha dei vantaggi e degli svantaggi, però fondamentalmente la necessità è coordinamento, perché in realtà i temi sono tutti intercorrelati l'uno con l'altro. Perfetto, grazie. È un po' su questo che io vorrei innestare le conclusioni di questa giornata, di questa tavola rotonda, ovvero su quella che è la proposta che, insomma, fosse stato qui il professor Villacci avrebbe voluto illustrare, ma io posso insomma, presentarla in qualche modo, magari sinteticamente, perché diciamo, abbiamo organizzato questo convegno come NCIEL. Oggi qui sono state rappresentate un certo numero di università, come vi dicevo la rete di NCIEL è più ampia, ce ne sono sostanzialmente 25, tutte quelle che hanno gli studi in Italia sulla parte di energia, relativa all'energia elettrica. Il tema è lanciare una piattaforma nazionale cosiddetta sulle infrastrutture portuali, noi l'abbiamo chiamata PNIP, con la quale collegare in maniera sufficientemente snella, però anche sufficientemente distribuita, se vogliamo, pervasiva, il mondo delle autorità portuali con i diversi settori e diverse direzioni che a livello ministeriale noi sappiamo operano, perché non risiedono in un unico ministero. Sicuramente si è parlato del MIMS, ma sicuramente c'è il MITE e non solo, ci sono anche dipartimenti dedicati alla digitalizzazione che probabilmente devono avere voce in capitolo su questo. Ci sono aspetti di sicurezza, ci sono aspetti di poi comando dei porti, quindi penso alla parte di capitanerie, il mondo di chi gestisce le reti, quindi trasmissione e distribuzione, il mondo di chi si occupa di regole o di tariffe, in parte forse anche di gestione del mercato, i rappresentanti dei porti e degli armatori non sono riusciti a raggiungerci oggi, però sono stati invitati, sono stati in qualche modo raggiunti da questo invito e hanno condividono il nostro sforzo. E quindi diciamo un po' i soggetti che sono chiamati ad abilitare questa transizione. Spesso il problema non è disporre di tecnologie ma disporre di un quadro che, come dire, metta in sicurezza chi è un pubblico amministratore e deve amministrare, quindi deve decidere sulla base di quali regole può o non può abilitare dei servizi, fare delle gare e così via. Chi deve gestire, e abbiamo visto insomma, il mercato energia elettrica è un mercato regolato, quindi si muove all'interno di binari molto, diciamo, definiti in maniera molto netta. C'è tutto il mondo degli armatori, gli armatori le navi in generale appartengono anche a bandiere che non sono quelle italiane, quindi si va sotto regolamentazioni diverse, c'è l'AIMO, le sue diramazioni, i registri di classifica e questo tipo di realtà. L'università ha anche quindi NCIEL con PNIP come piattaforma, diciamo, di estrazione universitaria, può portare il plus da un lato della anche interdisciplinarietà, ove serve. Oggi abbiamo parlato insomma, ci siamo confrontati con i colleghi di sistemi elettrici, ma ognuno di noi nelle sedi lavora con chi si occupa di ingegneria ambientale piuttosto che della parte di regolamentazione, diritto amministrativo, diritto dell'energia, diritto dell'ambiente, eccetera. Quindi può affrontare il tema da un punto di vista multidisciplinare e lo può calare sull'aspetto importantissimo che è quello della formazione. Quindi formazione nel, come dire, sempre continuo miglioramento anche di quelli che sono i nostri piani di studio, la nostra offerta formativa, e poi di trasmettere questa offerta formativa come dire, a chi è interessato a fare un ragionamento sul proprio futuro e quindi riuscire anche a fare azioni di orientamento efficaci. Anche la necessità di orientamento richiede probabilmente ormai un coordinamento a livello nazionale, perché alcuni messaggi come quelli che nel nostro piccolo oggi abbiamo provato a lanciare da qui sono messaggi, come vedete, di rilevanza nazionale, cioè 800 ingegneri, un fabbisogno, dico ingegnere Giovannini, auguri,
ma so che centinaia di ingegneri sono anche in fase di reclutamento da parte di Terna, ma lo stesso vale per aziende del nostro territorio, quindi è un tema molto molto sentito, è un tema sul quale veramente noi tutti ci giochiamo un pezzo del nostro futuro. Allora io ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto qui a Trieste, gli ospiti che sono stati con noi da remoto, chi ci ha seguito qui in sala, come pure da remoto. E diciamo che questo è un inizio, l'idea di provare a lanciare, trovarci per provare a porre le basi di questa piattaforma e quindi riuscire a comporre questo quadro, ne auspicio anche di riuscire a farlo, diciamo, presto, perché alcuni, come dire, treni stanno passando in questo momento, no? Grazie a tutti e buon proseguimento ai lavori al Sea Summit e a chi può anche ovviamente alla Barcolana.